Eccoci. Eccoci. Proprio a sorpresa, c'ho ancora il fiatone, ragazzi. Si è fatto le corse proprio. Di rincorsa, oh. Proprio Ragazzi, intanto buon 2021 a tutti. Buon Speriamo. 2021. Ecco, speriamo perché Dovrebbe anche qui, no? non è poco perché questo secondo me cambia poco. Comunque, vabbè. Però Vabbè, oh, prendiamola bene. pigliamola e basta più che altro. Ciao, intanto iniziamo a salutare. Sono già 6. Ciao Ale, ciao Ricky, Buono, ciao Ale, Flavio, grande ciao Flavio. Gavino, porca ragazzi, lui li vede bene, vedo ce l'ha più grosso lui. Insomma, mi chiama 10 minuti fa, mi fa, Beppe, che tu ne pensi? Sa fare una live veloce? Madonna ragazzi, ma va bene, tutto si può fare, perché dammi tempo. Ciao Comunque, Lorenzo, ma ho detto ciao perché Lorenzo. si doveva fare domenica prossima, ok? Però ho detto perché ci mancavate. Ho detto, oh, andiamo, speriamo di farvi almeno un po' di compagnia, speriamo. una mezz'oretta. A me non mi piace più vedere i commenti, vabbè, lasciamo fare tanto. Oh, allora, quando si dice si fa un'oretta, se ne fa due. Sì. Una mezz'oretta si spera di fare un'ora. Speriamo, appunto, speriamo. Ascolta, gli è passato, senti, ha chiamato, guarda quanto la sta, un quarto d'ora fa, sì, più o meno. Oh, sì. che si riesce a fare? Porca miseria, hai volo, prepariamoci subito a corse, ragazzi. Infatti ho fatto il video. Ciao Tiziano, ho visto che ti ha messo un video nuovo, ma non l'ho visto. Cioè, mi è arrivata la notifica di video, ma non l'ho visto il video. Ciao, che casino. Grande Omar, c'è il nostro mammario, ciao Nicola. Mario. Insomma, dai ragazzi, anche se stava proprio così di sfuggita, ci vengono a trovare, Oh, t'hanno già detto, Beppe, ma gli occhiali no? No, gli occhiali no. No. No, ma allora il problema è questo, il problema. Non è che non ci vedo, è che il cellulare è troppo vicino, capito? Sì. E per quello, il problema è tutto lì il problema. No, ma ora sono dietro a vedere se trovo un tablet, se può qualcosa di un po' più grande, più grande di cellulare, insomma. Oh, Tiziano ci dice, ma non vi siete mascherati? Ciao Danilo! Come no? Ciao Dani! Come no? Non siamo mascherati? Scusami, non ti sembra? O mi sembra uguale al solito, no? Siamo un po' mascherati. Ma ragazzi, ma sul serio, guarda Tiziano, veramente un quarto... cos'era? 20 alle 9? 9 sì, più o meno, sì, più o meno. 9 e mezzo. Era l'8 e mezzo, faccio, Peppe, ma io devo mangiare. Cosa si fa? Si fa una live. Andiamo a salutare i nostri amici. E detto, vai, facciamo qualcosa. Tu vedi che ancora la bocca sudicia di cicci, vedi? Dicevo, ho mangiato lo spezzatino stasera. Infatti, vedi, lo spezzatino, lo spezzatino, gli è rimasto una cacatina da denti anche. Aspetta che fra un po' vado a prendere un po' di rum, pezzettini di cioccolato fondente. Vai, ecco, perfetto, a posto, vai. Dimmi quando te lo fai, via, guarda, porca miseria, ma ragazzi, guarda. E allora, dai. Insomma, ciao, ragazzi, ciao Gianlu, ciao Dani! No, l'avevo visto o no? Salutato, Danilo. Perfetto, ciao Dani! Io li saluto, porca miseria. Ragazzi, è un anno più vecchio, Chi? Il cellulare? Chi è? No, sì, è un anno, andiamo, porca miseria. Sta a guardare queste piccolezze, porca miseria, ragazzi. Aspetta perché rispondo un attimo a Silvana, Guarda Camino, allora ascoltami, io sto cercando un tablet usato da spendere poco, ma poco. E ho trovato una persona su Subito che è un 10 pollici se non mi sbaglio, però non mi chiedere, c'è scritto che marca l'era e tutto, solo che volevano talmente tanto una bischerata che mi ha attirato, ma tanto lo userei solo per questa cosa qui, insomma, lo userei. Sicché quando ci danno un po' il via bisogna fare, perché siamo a distanza di una trentina di chilometri più o meno, adesso ci si trova una via di mezzo, sicché una trentina di chilometri, il prezzo mi sembrava piuttosto un po' troppo basso, insomma, però
c'ha ancora lo scontrino, c'ha nemmeno un anno. Ma non è che ti dà la cover. C'è a scherzare. No, allora, io non lo so, infatti io sono sincero, io non ho chiesto, a parte non era una marca chissà che cosa, non era una marca chissà che cosa, però ascolta, avevo 50 euro vuole, sicché insomma l'hai usato, ora come ora un po' so spendere troppo, sicché insomma, poi io un po' tirato, siamo arrivati a 40, siamo arrivati, ci si trova una via di mezzo, ci si trova, però è da vedere, non lo so manco se gli è, allora 50 euro sì, perfetto, nonno, allora ora l'ho chiamato, ci si deve vedere. Beppe non avere fretta, dopo ti mando qualche link. No, ma non voglio spendere tanto, Flavio, io, ora non ho piccioli, ora non voglio, lo fa proprio perché appunto, cioè, giustamente ragazzi, cioè, con questo hack di cellulare non vedo. Ma ora si guarda, perché giustamente Tiziano dice 50 euro lo compri nuovo sottomarca. Nuovo sottomarca? Oh, se vuoi c'ho quello dei bimbi, il tablet dei bimbi. Sì. Però devi mettere la password, devi farti mettere la password a Simona, Va bene, gliele può mettere. Tranquillo, paga Berghe. Sì, come no. Vai, vabbè, allora mandami il link. No, per l'amor di Dio, no, vabbè, ora guardo un pochino. Poi semmai, ora il numero di Gavino non ce l'ho, ma quello di Flavio ce l'ho, gli rigiro anche Flavio, so che lei è un aggegione computer, gli rigiro un po' il che c'è scritto, che marca lei, insomma, mi può consigliare, insomma, dai. Io me ne intendo, ragazzi, io computer, cose di genere, a me te l'ho detto, come ho già ribadito tante volte, fammi smontare un camper, fammi mettere mani sull'impianto, su quelle volte, sì, ma su questa roba qui no. Oh, leggi un po'. No, grazie mille, troppo gentile, ma questo no. Questo no davvero. Ciao Silvana, eccola sì. In particolare a voi due, intendeva a noi due o a loro due? Pensa a noi due. Noi due, io e te? Sì. O te e io? A te e io, vedrai. Te e io. Ho capito. Insomma, allora, ma aspetta, a Geggione. Madonna, ragazzi, ma levato la cosa. Non ho levato nulla. Cosa volevi vedere? Ah, questo. A Geggione non sei? Va bene. Aspetta, ecco via. Ovvio. Ma non fai prima comprare gli occhiali, dicano. Oh, e ti devi comprare questi occhiali. Ma non ho problemi di vista. No. No, ascoltate ragazzi, il cellulare c'è una scritta talmente piccina, le migno, ciao Angie, è così ragazzi, c'è il nostro ciuffo, grande ciuffo, guarda, lo stimolo, l'ho visto in video, cioè l'avevo già visto, ma l'ho visto in video l'altra sera. Non puoi dire chi è, non lo dico, infatti, proprio, ce l'ho proprio sulla punta della lingua, ce lo dobbiamo tenere segreto. Allora Alessandro, non so se ti ricordi, io ho voluto fare la foto dello screenshot di quando c'era in live, ok? Perché gliene volevo far vedere la moglie, ok? Fatto vedere, cioè non è passato 2 secondi e mi ha detto chi era, cioè sicché sei uguale, guarda, ti stimo fratello, ti stimo davvero. E io quando avremo Ale c'ho anche il microfono. Ecco, già Andrea ha comprato appunto per le live il nuovo microfono. Per le live, quelle serie, mi sentite? Quelle serie? Per le live serie avrò questo microfono. Ma però... Se no lo posso tenere anche così, infatti, tienilo per così, capito? Per così. Così, perfetto. Che sembra così che sia appeso, capito? Così. Sì. Appeso, vedi? E facci un buco al solaio, mettici un tassello, vedici. Ragazzi. Allora, oggi ragazzi, come avete capito, non c'è argomenti, non c'è nulla, sono tutte cacchiate. Però se avete qualche cosa da dirci, vicino vedo bene sul cielo.
Questa è la Silvana che sfotta anche la Silvana, ragazzi. Oh. È colpa di Tiziano, gli ha messo fuori sta cosa degli occhiali, ragazzi, e ora tutti i miliani mi devono comprare gli occhiali. Va bene, via, alla Ti fine. piace, Anto? Vedi un po'? Anto, c'ha l'uscita anche per il cellulare. Sì, la UX. Cioè, aspettate, no, perché... E questo? Cioè, e tamarra anche il microfono. Aspettate, No, troppo bello. È quasi flashante, però, Oh. Vai, ora si collega anche. Facci una canzoncina. Tanto non c'è il copyright. Ho parlato io per la... Non ti sento perché? Non mi senti più? Non mi senti? Com'è? E lei la colpa di microfono tuo. Ah, ok. No, lo devo riportare indietro allora. Oh. No, non funziona? Lo spengo perché sennò... Funziona? Prova. Funziona. Cioè c'ha anche l'eco, ragazzi. Ciao Stefano. Alessandro l'ha detto. Chi mi ha detto? Aspetta, No. Oh, da oggi Andrea ha visto l'Emilco di Ismiri. Guarda che vabbè, lasciamo stare, va. Non diciamo minchiate, ragazzi, cioè, ma non si può fare le live serie e non verranno mai fuori, non c'è verso sta cosa, Davide, non si sa. Dovrebbero essere... Le regioni? Non lo so. Dovrebbero ritornare come eravamo prima al 20 dicembre, ma secondo me durerà 2 giorni. No, sicuro. Non so stato io, ho battuto sotto la scrivania. No, la preso di dietro. Voglio dire. Sembrerebbe così. Boh, vedremo. Ascoltami. Ragazzi, stasera è una live così, per stare un po' insieme. Non c'è argomenti. Se avete argomenti voi, che non sia il Covid, più che volentieri. Perché del Covid... Del Covid ci siamo rotti il Covid. Live serie che hanno chiuso canale. Infatti da noi live serie non ci saranno. No, Flavio, purtroppo il motivo non si sa, ma le live serie no, le non vengano. Non lo so. Allora, ci si proverà, in un modo o in un altro ci si proverà, ma tanto so che non verranno mai. Siccome non basta, brava Silvana, basta Covid perché ce ne abbiamo le palpie. Abbiamo le Covid piene. Sì, le Covid piene, sì, davvero, guarda. Ragazzi, scusate, ma mi devo un attimo levare la felpa. Oh, si deve levare la felpa. Aspetta, ma falla vedere per bene, però, no. Oh, ma che sei, con lo stabilizzatore? No, con la mano. Sempre mano, braccio. Ma che mano ferma che t'ha, ragazzi. Ragazzi, ragazzi, non c'è allora, aspetta, no. Allora, siccome tanto si parla un po' così, no? Si chiacchiera un po' così, no? Ciao Anna! Si chiacchiera un po' così. Mi è venuta in mente sta cosa. Allora, Andrea, l'ultimo video che ha fatto, ragazzi, voglio premettere una cosa. Allora, Andrea sicuramente, non so se... la dico. Non ha tagliato quel pannello di legno con quel cassino lì, ragazzi. Cioè, no, allora, scusatemi, ma voglio dirlo. Siccome mi è sembrato che in tanti hanno pensato a sta cosa, che Andrea si sia messo un par d'ore, perché minimo ci vuole un par d'ore con quella cosina lì, a fare per bene il taglio. No, ragazzi, ha solo preso il marchio di come doveva tagliarlo, ok? Poi, siccome voleva far vedere anche il cazzino, l'ha messo nel video. L'unica cosa, Andrea, che non ha fatto vedere è il lesto.
ok? Perché il lesto ce l'ha, porca miseria, l'ha tagliato con il lesto, ok? Scusate, ma mi è venuta in mente sta cosa, mi è venuta in mente, perché... No, io non ci pensavo più, perché poi ci ho No, ragionato, no? Perché ho detto, ma come mai tutti mi chiedono del segreto alternativo? Se ci ma voglio, per forza, scusami, perché... ma porca di... Ho fatto, ma poi sono andato a rivedermi il video e ho fatto, cazzo, ma perché non l'ho messo nel video? Perché io ho messo solamente quando facevo l'incisione, perché, allora vi spiego una cosa. Ecco, là, spiegaci. Beppe non è che non lo sapeva, magari era sfuggita. Ci sono i seghetti nel seghetto alternativo, a parte possiamo dire marchi, c'è la Bosch che fa un seghetto alternativo che è tanta roba, ok? Costa il giusto, non mi ricordo il modello, ma ve lo posso anche, cioè ve lo saprò dire, che riesce a fare dei tagli in verticale, in diagonale, come cacchio di farà. Ok, è proprio... E questo mi interessa, me ne avevi parlato l'altra sera e mi garba sta cosa, questo non lo no, conoscevo. questo è un altro proprio, questo qui fa dei tagli spettacolari. Okay? Io ho visto anche la dimostrazione lì al lavoro da me dell'agente Bosch, è venuto, ha fatto vedere tutti i tagli in diagonale, orizzontale, verticale, tondi, ed era tanta roba, però a me, non usandolo tanto, non mi interessa. Per il brand, per il seghetto alternativo invece ci sono delle lame che servono per fare tagli tondi, però io non ce l'avevo. E allora cosa ho fatto? Ho fatto col Dremel l'incisione iniziale e poi col seghetto alternativo il pezzo per tagliare. Il problema è che io quando ho tagliato il seghetto alternativo non ho fatto il video e non l'ho messo, ma ero convinto in realtà di sì. Ecco che poi mi sono risposto, cioè Beppe mi ha aiutato a rispondere alle domande. E mi ha detto guarda che te nel video non l'hai messo. Però vabbè. No, però è giusto appunto dirle sta cosa, cioè è vero, sì. Non è che se me... No, ma mi è venuto in mente ora così. C'è un seghetto alternativo che fa schifo, però va, funziona. Allora, non si butta via nulla, finché funziona ragazzi, non si butta via nulla, ok? Sono diverse idee, sono. Se no voglio dire, immagino quanto hacker si sarebbe voluto a fare un taglio di genere. Avrei bruciato 10 lame. Comunque Ciao, io Vale. non ho... Ciao Vale, comunque io non l'ho mai fatto il video, però come si chiama il troiaino, quel cosino piccino, il seghettino piccino, che ti ha usato appunto? Dremel. In parole strette, seghettino. Ah, quello lì non è il seghettino, quello è un incisore anche volendo. Allora, incisore. Io l'incisore. Ok. Che poi Dremel è sbagliato Dremel, perché Dremel è un po' come noi chiamiamo il cinebasto che fa il bebasto. Quello là che ho io è della Dexter, che è un marchio di importazione della Marlene, cioè, o meglio, che usa la Marlene, e sarebbe la sottomarca della Dremel, perché il Dremel originale costa molto di più. Ok, io per l'utilizzo che ci faccio io, che più che altro lo usa la mia moglie, che ci fa incisioni sul legno, sai, queste cose qua. Scherzi, dietro non ci stiamo a spendere tanto. Però sarebbe il Dremel originale, è proprio Dremel proprio, marchiato Dremel. Sì. Quello è Dexter. Lo sai che quell'aggeggino me lo sono autocostruito io, invece? Vedi? Sì, davvero. Un giorno sono da fare un video, appena mi arriva le lame, lo fa, perché sì, cioè, non poi il video di come ho fatto quello, lo farò vedere, però siccome mi gabba appunto aggeggiare così, c'avevo un motorino a 12 volt, dei piccini così, e via, da una bottiglia dell'acqua gli è venuto fuori un Dremel. Allora Gianlu, no, non è che non bastava la matita. Allora, come si vede nel video, okay, io cosa ho fatto? Ho preso il filo di un caricacellulare, ho fatto il tipo compasso, sicché il segno... Il filo di un caricacellulare? Sì, non l'avete visto, non si vede nel video, sì, si vede. A me mi sembrava uno spago. No, quello lì è il caricatore del cellulare della Nintendo che io ho preso. Ecco perché non funziona più il telecomando. L'ho ottenuto e ho fatto così artigianale, no? Poi l'ho fatto e segno con la matita. Poi cosa è successo? Che l'incisione l'ho fatta perché non avendo qui ho parlato di seghe oggi, la lama della sega del seghetto alternativo
per fare i tagli tondi, curvi, io ho fatto un'incisione, perché sennò sarebbe venuto tutto a seghettini, insomma. Insomma, ragazzi, è venuto così, punto. No, ma il lavoro finale è venuto, il lavoro finale è venuto bene, però devo rifinire sul posto, appena mi danno corrente lì, uno spigolo che devo limare sul posto. Sì, ma vabbè, ma sono cazzate, ragazzi, l'importante è sciacquarsi i denti e lavarsi la bocca, poi certo, andiamo, porca miseria, cioè, non è che io ho uno spigolo e tu ci batti le palle, voglio dire, no, aspetta, perché ho letto Flavio ora. Allora, aspetta, ma qual è? A dei rispetti anche addirittura. No, comunque il lavoro le perfetto, soltanto volevo, cioè era per cazzeggiare sempre, ribadire di questa cosa. No, aspetta, scusa, perché c'ho la mia figliola che fa mamma, amore, se mi segui live vieni a prendere la bimba. Cioè, basta un po', seguendo. Basta un po' aprire la porta per dire, fagli una voce, mi dia il microfono. Ragazzi, col microfono, col microfono, usiamo. Amore, racconta la pizza, vieni a prendere la bimba. Daria, mi sa che quel microfono mi sa che il babbo te lo ruba. Mi sa che la bimba se n'è andata. per forza, andiamo, dai, non c'è perso. E mi guarda male. Ma ci sarà un motivo. Te lo chiedi. Ragazzi, no, aspetta, perché il ciuffo gli aveva scritto una cosa. Oh, voglio cercarla io. Finiamola di parlare di seghe. Sono d'accordo con il ciuffo. Sono d'accordo. È arrivato l'arrotino. Insomma, ragazzi, ascolta, a parte le nostre minchiate, voi che ci raccontate, avete qualcosa in dubbio, a parte Santo Pischeri? Cioè, è un dubbio o convinto? Porca, no, non si può. Beep! No, non si può. Ragazzi, no. Promettiamo, non diciamo cazzate, dai, non si può promettere cazzate. Cioè, allora non promettiamo le cazzate. No, non promettiamo le cazzate. Promettiamo. Non si può promettere e poi dopo un... No, bisogna... Oh, bisogna fare ragazzi seri. Allora, sicuramente seri, forse ogni tanto può darsi, ma poche volte. No, comunque siamo seri, dai. Non so come metti il cellulare. Lo sai che non lo posso dire live, però poi se ti mando un vocale. Ma secondo me molti. Mandamelo il vocale, l'ascolto in viva voce. Perché c'ho un detto su chi è serio, capito? Però non in live, non si dice. Ma ora scusami, allora, vabbè, ma è brutto, c'è delle parole brutte? Sì. Perché, ho capito. Ma lei è livornese? Penso, allora, a Livorno si dice. Allora, se lei è livornese su streaming si può dire, non c'è problema. Non lo so, se poi non è livornese... ti attacchi. Male che vadano ci cancellano la live. Infatti mi dispiacerebbe, però fa una cosa. Appena finisce la live, scarico subito la live io, a me capito, se la cancellano non ce ne sarà due. No. Poi la modifico e metti il beep. Allora, io guarda, pensa perché, allora, vi dico, c'era un mio amico che dal nulla mi disse questa cosa, no? Disse, vabbè, sai, a Sara Bimbetti, cioè non è che io sia un vecchio, però sarà proprio Bimbetti, 15-16 anni. Mi faccio, guarda, si parlava di ragazze, faccio, quella ragazza là è proprio seria, no? Che mi fa, no, però non ride, cioè un po' ride prima. No, perché lo so, perché mi arriva
Ma loro non la sanno, sicché vai, ti do il permesso io, ci parlo io. Ma non posso dire quella parola. Vabbè, dai, mettici bip, ci parlo io con la papera di Stimigliato, dai. Ah, perché faccio, ma quella ragazza è proprio seria, cioè una ragazza seria. Mi sai che le ragazze serie... E fa... No, vabbè, si può dire. E lo fanno senza ridere, no? Capito? Vabbè, non c'è niente di male, dai. Voglio Vabbè, dire. perché ho bypassato un pezzo, perché se entra Tiziano in live e ci castiga. Capito? E No, non si può dire. no, ascolta. Tiziano è una brava persona, sicché non ci può castigare per così po'. Ma male che vada ci può benedire, ma Sì, non ci può. Ascoltami, io penso che se ci benedice con l'acqua e ci lancia, se sì. c'è l'acqua evapora prima. Evapora. No, però vabbè, ora dai, non siamo persone cattive, dai, bischeri. Ragazzi, ci strappiamo due risate. Allora, sì, c'è Gavino infatti. dice, ma ci parlate del vostro lavoro? Allora, che lavoro? io vi parlerei del mio lavoro. Poi il problema è che se quando vado a comprare la frutta e mi bussate da dietro, non va bene. No, raga, allora, parla prima te. Allora. Gavino però Gavino ha fatto Gavino sa dove lavoro perché lui lavora a Livorno. Ho capito. No, scherzo, lo sapevo, Gavino non le dà. Cricchetto, tagliati il ciuffo. Perfetto. Allora, vai, parlo io per primo? Sì. Io mando avanti. Che tu fai? Parla io e va via. Come? Allora, che lavoro faccio io? Io faccio, se c'è Daniele in live ma non l'ho visto, faccio lavoro al pubblico. Ora faccio il ragazzo serio, perché quando si parla di lavoro non ride. No. Io lavoro in una grande catena, okay, che per molti è una valvola di sfogo, perché comunque vende tutto per il bricolage. E niente, io ti romperei le palle fisso. Vabbè, ma non saresti l'unico. E niente, insomma, vabbè, lavoro a Leroy Merlin qui a Livorno, che è una grande, a parte gli scherzi, è una grande catena, è un lavoro bellissimo, che qui a Livorno ha portato tanto lavoro e offre tante possibilità per chi lavora e comunque per chi viene a comprare. E basta, cioè nel senso faccio questo di lavoro, lo faccio da 11 anni ormai, da quando ho finito la scuola fortunatamente sono entrato lì e mi sono tolto un bel po' di soddisfazioni, lo faccio veramente con passione, anche perché Gavino lo sa, perché anche lui lavora al pubblico, insomma, lavorare al pubblico, tutti i lavori hanno i suoi perché e lavorare al pubblico ha il suo perché, però comunque le soddisfazioni ce l'hai attraverso proprio la gente che viene, ti fa un sorriso, chi ti fa il sorriso, vabbè, ogni tanto c'è qualcuno che si Sì. Insomma, è bello che comunque poi nei posti piccoli, come comunque nelle città piccole come Livorno, quando sei a giro la maggior parte della gente ti conosce, insomma, sono nate anche amicizie, conoscenze con clienti, che sono veramente fiero e orgoglioso di fare il lavoro che faccio. E questo non lo dico perché sono live non me ne frega nulla, ma lo dico sempre, se no non ne parlerei nemmeno. Basta, Beppe. Non ho nient'altro da aggiungere. Chi è di Livorno, provincia, e vuoi venire a comprare alle Leroy Merlin, più che volentieri, io sono lì, tutti i giorni. Andate lì col nome di Andrea, vi fa il 50% di sconto. Sì, poi magari se qualcuno mi paga il mutuo, va bene. No, ragazzi, sul serio. Sul serio. Incazzato. Bella domanda, Gavino, mi hai colto impreparato, però va bene, io penso che la maggior parte lo sanno.
Ragazzi, ad oggi qualsiasi lavoro cioè, prendetelo e tenetelo stretto perché Ah è un sì, lo macello. potevi questo, Poi allora, ognuno ha i suoi problemi, i suoi perché, ha le sue problematiche e le conosciamo tutti, però questo specialmente le Andrea, città piccole. Andrea lo puoi dire forte, lo può dire. Cioè, qualsiasi lavoro in un periodo del genere è bene tenerlo stretto, sì. E... Vabbè, lasciamo stare. Sicché devo rispondere anch'io? Mm? Se vuoi. Allora, io premetto una cosa. Non ho, io sono arrivato sì, fino a studiare fino alla terza media, poi ho provato a fare qualcosa di superiori, ma tranne che le forche non mi riuscivo a fare altro. E nulla. Ho cominciato a 14 anni e mezzo a lavorare e sono entrato in un negozio di parrucchiere unisex, sicché fo capelli, lavoro al pubblico, un impegno, non il lavoro in sé, lavorare al pubblico, perché parlando seriamente, tante le volte quando hai la giornata storta, purtroppo ti tocca per forza fare il sorriso. E delle volte con gli anni fare come minimo c'è anche il titolare in live, però vabbè, dico la verità, non dico niente di male. Tante volte fare il sorriso per forza, guarda, mi viene la tosse, mi viene, guarda. Fare il sorriso per forza è un po' una rogna, diciamo, mettiamola così, dai, mettiamo. Però è un lavoro che mi è garbato, non sono fatto garbare perché comunque sia non è che cercavo quel lavoro, ormai alle 22 anni e faccio il parrucchiere, e si va avanti. Si va avanti. Lei è un periodaccio ora, però penso come tanti. Però tanti fanno a meno di comprarsi il pane, ma il capello se lo fanno. E questo va bene, ci fa piacere. Ha letto? Dice, ma Mario con quel ciuffo sulle parrucchiere può fare, era inteso a te. Con questo ciuffo? Eh. Ma ora le moscio, ora le giù, eh. Oh, No, no. struscialo. Ragazzi, oh, vabbè, oh. Aspetta, sto leggendo qualcosa che hanno scritto. Mm. Dai No, quel ora, like. ora voglio fa invece, voglio fare un botto di pubblicità, guarda, guarda, Massi, mi gira così, ragazzi. Allora, vedo che c'è un monte di gente, e Andre, dimmi quelli che non leggo, che hanno i canali, sicché per chi non è iscritto, andate a Ciao iscrivervi. Sara, guarda, Ciao c'è Sara Sara, anche di Carpe Diem. ciao Ragazzi, Sara. iscrivetevi anche al suo Mm. canale su Allora, Instagram. Andre, siccome c'hai te, no, scusami, perché ti ho bloccato a parlare. Siccome c'hai te il possesso del dito, ok? Fai un giro dei canali, ok? E parliamo un po' e facciamo un po' di pubblicità. Questo, Sì. guarda, oggi mi va Allora, di fare guarda, così, dai. So buono, so buono. parlo proprio di Sara. Ok, Sara l'abbiamo conosciuta. Oh, per chi si conosce, per chi non si conosce, E scusate se non si parla, no, però basta che lo scriva e non se ne parla, non c'è esatto. problema. Comunque, Sara, io personalmente, ma anche Beppe, se poi stiamo dicendo qualche cazzata, diccelo, Sara, correggici. Sta parlando L'abbiamo, lui tanto, Sara? l'abbiamo conosciuta nel gruppo di 5 in Camper, sul gruppo Telegram che hanno. Bellissimo gruppo, molto animato, molto chiacchierato, insomma, molto bello. Comunque lei è Sara di Carpe Diem e seguitela su Instagram, che ha insomma la sua pagina molto bella, interessante. Ragazzi, anch'io, poi vi metterò il link, per adesso non l'ho fatto, sono su Instagram con Viaggio con Berger. Sinceramente non lo usavo io prima, vi dico la verità, lo usavo come col mio nome e cognome,
però non mi riusciva. Poi da quando si è fatto il live con Angelica mi ha spiegato un po' come funziona, insomma, questo Instagram, e adesso ce l'ho, ogni tanto metto qualcosa, man mano cercherò di animare un po' tutti i canali, perché fra Iberchetto, fra il canale mio, comunque fra sempre il gruppo Meggio con Berghe, insomma, un po' di cose, vediamo di ridurre qualcosina, di starci un po' più dietro. Allora, poi c'è Alessandro Ciuffo, che ha anche lui il canale YouTube. Iscrivetevi, seguitelo, e lo possiamo anticipare, non ce ne frega nulla. L'avremo in live con noi, faremo una live dedicata ad Ale, dove ci racconterà un po' di lui. E tanto, ragazzi, non ci sono segreti. Io e Beppe abbiamo buttato giù un programmino da domenica prossima, mercoledì, domenica, guardiamo, comunque bisogna sempre ragionare. Ma il programma gli è rimasto a lui, perché ancora non so nulla. Ma che sono occupato? Basta che PG live, no, e andiamo. Io sto scherzando. Basta PG live, ok, perfetto. Sì. Insomma, Alessandro sarà uno di noi. Vediamo un attimo quando buttare giù, in base anche alle disponibilità. Sì, quello sì. Però ci racconterà un po' di lui, un po' della sua storia. Comunque al suo canale sia Instagram che di YouTube. Iscrivetevi e seguitelo, e poi vado avanti, Te va avanti, che dice quella catena è il mio spacciatore, dovrebbe intendere Leroy Merlin, ok? Sì, immagino è un po' lo spacciatore capito. di tutti, Omar. E ragazzi, lo ribadisco veramente, cioè lavorare lì dentro, la cosa bella che non ho detto prima è questa. Allora, io ho studiato e sono diplomato come elettricista. Ora, qui lo dico, il problema è che quando sono a lavoro diciamo, mi viene un po' male spiegare il fatto dell'elettricità e tutto, perché se uno poi mette mani e non è capace, si rischia. Un conto è l'acqua, un conto è la corrente. E comunque il bello di quel lavoro, la possibilità che ti dà è di imparare tantissimi lavori dall'elettricista. Io ho imparato a vendere le caldaie, condizionatori, roba idraulica. In un negozio ci sono 14 reparti, 14 mondi di cui ne puoi far parte tranquillamente. Ok? Che niente, volevo chiudere parentesi, perché è veramente una enorme possibilità lavorare in questa catena. Sì. Comunque, tornando alla catena, ai gruppi, abbiamo un posticino che il nostro Omar, Miti Omar. No, grande Omar, sembra che ogni volta si voglia fare una sbellinata, non è così. Okay, Omar è un nostro amico, fa parte del gruppo Arcadia, ci siamo conosciuti grazie sempre al gruppo Arcadia, ma ragazzi, sul serio, ha pagina Facebook, Instagram e canale YouTube, un posticino, potete cercarlo così, dove fa delle cose spettacolari. A me mi piace tantissimo i video che fa, perché sono spiegate come se, diciamo, alla portata nostra, ok? Non sono cose capibili da tutti, è come se siamo davanti a un falò con una birra in mano e ci stiamo spiegando un po' come affrontare un viaggio, come affrontare delle cose. Comunque Omar secondo me fa delle cose ad oggi su YouTube molto interessanti, perché sono proprio capibili alla portata di tutti. Ecco perché a me piace, perché è normale che poi ci sono gli artigiani dei camper, sì, ok, vabbè, che lo fanno come mestiere, ed è normale che sappiano molto di più e molte più cose tecniche. Io parlo proprio di installatori, okay? Perché mi sono trovato gente che mi ha detto ma lui l'ha fatto meglio di te. A me mi fa piacere, cioè mi fa piacere queste cose, ok? Non le dico perché non dovete commentare male i video, ma perché un conto è uno che lo fa di mestiere, un conto è uno che fa vedere il lavoro che ha fatto sul suo camper senza dire fatelo così. Okay, questa era un'altra parentesi, che fate bene sempre, facciamo bene tutti a commentare nei video. No, ma sono d'accordo, però se uno è un artigiano, è un artigiano. Appunto, ragazzi, è tutto lì il discorso. Cioè, noi veniamo dalle nostre esperienze, da quelle che facciamo noi. I nostri video vengano da quello, insomma, che sicuramente ci saranno delle parole che non saranno o quelle adatte, o che però
ci cerca solo di far capire più o meno quello che facciamo, insomma. Però i consigli sono sempre, sempre ben accetti. Ricordatevi quello che penso io. Il consiglio, l'insegnamento è quello che ci fa, diciamo, crescere, ok? Sicché, però, Guarda, oh Beppe, voglio dimmi. prendere, la rubo, tanto è una cosa comune, nel senso, non è che... Però mi piace molto la sponsorizzazione, chiamiamola così, di Matteo e Valeria di 5 Camper su Facebook con la loro, chiamiamola pubblicità, dove è sponsorizzata, no? Che loro Sì. in un punto dicano noi non dobbiamo insegnare niente a nessuno. Okay? E quello è la parte principale, Certo. nel senso noi non siamo qui per insegnare niente a No, nessuno. assolutamente, assolutamente. E siamo solo per, come loro, per condividere alcune esperienze, chi di viaggio, chi di Basta, lavori, basta. chi di tante cose, anche il solo far conoscere altri canali, altre persone, altre sfaccettature, insomma, No, 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 che può infatti. essere il camper o altre cose, è sempre una condivisione. Guarda, È quello dove nascono canali. noi non ci teniamo, io parlo per me, ma penso di parlare per Andrea uguale. Non ci teniamo tutto per noi, ma non si parla solo nell'ambito fai da te o ambito camera. Come in questo caso ci fa piacere pubblicizzare chi ci sta seguendo e far sapere agli altri, perché sicuramente tanti non sanno che il tale che Alessandro il Ciuffo, per esempio, ha il canale ed è giusto secondo noi dirlo, insomma, a noi ci fa solo piacere, insomma, Ragazzi, e non diciamo, c'è concorrenza in nulla. assolutamente, Alla fine assolutamente. il bello anche, chiamiamo YouTubers, come cacchio ci chiamano, come cacchio ci chiamiamo. Io sono Blog, Andrea e rimarrò blog, blog, io rimarrò blogger. Andrea sempre, ok? È proprio il far conoscere anche altri canali dove uno può apprendere o prendere o copiare o rubare, mettetela come Certo, vi pare, certo, idee per se stessi. Ed è questa la cosa bella. Sicché, ragazzi, che concorrenza c'è? Anzi, e questo lo dico, non me ne frega niente, e chi ha dei canali, ok? E non vuole interagire con la gente che lo segue, che viene seguite queste persone, cioè evitate. Mettetevi, apritevi alle persone che ci seguono, perché comunque molti sono amici, molta è gente che non ci conosce nemmeno, è gente che magari ti vede fuori, ti saluta, ti inizia a chiacchierare come mi è successo, e magari non lo conosco, ma inizia a conoscerli. Sono cose belle, cioè, non certo, tenete sì, tutto per voi perché tanto non serve a nulla. Cioè, o sono almeno, d'accordo. secondo me è il canale sbagliato. Comunque, Sì, vado sì. avanti. Va Poi avanti, abbiamo dai. White Betty, peccato che è Sì, francese. No, io ragazzi sono sempre indietro con i messaggi, dopo arriverò in fondo, ma va, perché sto va, scorrendo i canali. certo. Allora, White Betty è praticamente il nostro Gianluca, che Sì, fino a qualche ora fa si il chiamava campo del continente. in Camper con Trinacria, e ha rimodernizzato insomma il logo, ha rimodernizzato il nome, non so il gergo tecnico insomma come si dice, però ha messo mano al suo canale, e anche Giallo come noi condivide dei lavori che fa, dei viaggi che farà insomma con il suo camper. Seguitelo anche lui, anche Giallo, cioè, ha fatto dei video sul Cinebasto. Esempio, su Gianluca mi è piaciuto molto il video dove ha montato i LED, okay, sul cruscotto, Sì. perché è una cosa che anch'io nei camper vecchi come i nostri, ci sono quelle lucine bruttissime verdi che non si vede niente. Ah, perché ci sono le lucine? Allora, a me non funziona perché mi si Ah, stacca il deviatore, sicché. Però è una bella idea dove sì. con poca spesa, perché su Amazon 4 strisce LED costano 10 euro, con poca spesa massima resa. Sì, E certo, perché infatti. no rubare l'idea o copiare l'idea a uno di noi che comunque ha condiviso il suo No, canale. allora, secondo me rubare l'idea non è bellino, copiare l'idea è carina. Copiare, rubare in senso buono, è positivo, mai Sì, sì, negativo. sì. No, Però assolutamente. copiarla, sì, sì. Sì, sì. Poi
abbiamo Penny Penny, così si fa una scarrellata così, che non ha un canale YouTube, ma ha una pagina Facebook del suo negozio a Bologna. Io dico Bologna, ma non è Bologna 100 se non mi sbaglio, è un paesino di provincia. Certo. Comunque anche lei c'ha un negozio meraviglioso, seguitela su Facebook. E c'è della rovina molto carina. Molto carina, Questa. i suoi bracciali che fa lei. Li vedi? Questo l'ha Sì. fatto lei. Questo l'ha fatto lei. Lo vedo. Questo. Molto bello. E che seguite anche Anto. Poi abbiamo Camper Tabor, che è il nostro Tiziano. No, sono io Tiziano. Cosa devo dire? Cosa No. devo dire? Non devo dire nulla. Dico solo che abbiamo il camper simile, cioè uguale ma simile. Anche questa è una cazzata, uguale simile, però è vero. E il suo è benedetto di sicuro. Ah, il suo è benedetto. E c'hanno un bagno che è da invidia. È vero. E Tiziano, anche lui, proprio il canale Camper Tabor, seguitelo, perché anche lui fa dei video molto belli sui montaggi. È una persona molto precisa rispetto a noi. Sì, questo sì va detto. Questo va detto. Anche troppo preciso, questo va detto. Però... Allora, vai avanti te. Intanto presenta un'etologia che si chiama Francesco. Ecco, infatti, ecco, siccome io il nome non me ne ricordo mai, appunto, anche lui ha il suo canale, però se non mi sbaglio, correggimi Francesco, e correggimi anche te Andre, guarda se ha scritto da qualche parte, lui dovrebbe avere 2 canali, se non sbaglio, però può darsi mi stia sbagliando, può essere con qualcun altro. Parti con uno, poi l'altro lo dirà lui. No, ma l'ha scritto se non mi sbaglio, quello volevo dire. Ma io sono indietro, ragazzi, che arriverò giù. Comunque è un canale molto carino, io purtroppo, porca miseria, mi sono sempre ha fatto delle palle live più che altro, me le sono perse spesso le volte, chiedo scusa Francesco, giusto? Chiedo scusa, però allora, di preciso, se ho capito bene, appunto, allora, l'altro giorno io mi sono messo a guardare un suo video e parlava di queste gabbiettine per i canarini. Voglio vedere come ne esci. Come ne esci. Ma è bello. Perché sta girando intorno a quella parola. Ah, ecco, quale parola? L'uccello? Voglio vedere come ne esci. No, l'uccello, ok? No, però non so se è bellino di l'uccello. Tanci, dimmelo te se si può dire l'uccello. No, comunque l'uccello. Ah, l'uccello. Vabbè, che ce n'ha uno e l'uccello. Oh, che cavolo. Io ho detto canarino. Canarini. Ah, pappagallino. No, comunque sì, allora io purtroppo non ho seguito tanto le sue live così, però deve essere una persona davvero molto simpatica e davvero molto carina anche con noi nei nostri confronti, è sempre stato molto disponibile, commenti sempre molto ben graditi, e questo sì, ci fa davvero piacere. Questo è il nostro, il che magari? No, dicevo qua. Adesso dire se che i 50 sì, mi capirebbe. Comunque è proprio lui che l'aveva mandato via, proprio lui. Anche il nostro Flavio ha il suo mitico canale su YouTube, anche lui ha una geggione, a me mi chiama di geggione, ragazzi. Meccanica, ci capisce davvero tantissimo di meccanica, perché diciamo è stato il suo lavoro. Se sbaglio correggimi Flavio. Ha un canale su YouTube, lei è una persona squisita, famiglia squisita, l'ho conosciuto personalmente quando sono andato in Puglia, ho voluto deviare apposta per arrivare a trovarlo, insomma, sul lago di Bolsena. Ho passato una giornata e mezza, insomma, insieme. Davvero. Guarda, ce l'ha raccontato anche Flavio sulla live che ha fatto Danilo l'altra sera. Che, ha detto proprio: guarda, Beppe è venuto a salutarmi quando andava giù in Puglia,
Sì, stavo quando siamo solo da andati me non in viene fuori. Beppe. Ecco. Ma come sono venuto? Ma va a pagina, vai! Porca miseria. Oh, allora ci si doveva trovare per una pizza una sera, sono rimasto 3 giorni sotto casa sua. Ma perché non gli aprivo, eh? Lui suonava, ma io non gli aprivo. Sì, infatti, per quello, mi toccava dormire lì. Per fortuna avevo il camper. Allora, E... eh, ah, ma vai. di questo parlaci te. Di questo. Allora, questo personaggio qui, questo Luca L, L. ok? L, non ha un canale YouTube, non ha, ha solo una pagina Facebook, cioè pagina, la sua Il suo pagina profilo. Facebook, ma è un grande amico, è una grande Sì, persona, sì. e fa parte della community, più che altro della organizzazione della Arcadia. moderatori Arcadia, chi ha visto la live su Arcadia l'ha conosciuto, e ci prende sempre per il culo, ma ha ragione. A me? A te? No, boh, non lo No. so, forse a questi Ah. travestiti, eh, però è veramente una grande persona, disponibile, ha un frigorifero che ghiaccia, che è una meraviglia, ha delle birre freschissime in frigo, E chi se ora, ne potrà mai e scordare? ora c'è anche il cinepasto. E ora c'è anche il cinepasto. Ci ha messo un anno per montarlo, ma ce l'ha. No, poverino. Solo nove Andiamo, mesi. ci ha messo nove Faceva prima mesi. partoricchia a montare il cinesino, però, a parte Luca, c'è Tiziano che lo sta per montare, sicché insomma, ascoltate bene. Tiziano Però, ha trovato il posto. ma sì, sotto la dinetta, sotto il gavone. Sti cavoni. Allora, racconta come tratti bene i camperisti. È vero, ragazzi, Eh? io devo dire, lo ammetto. Quando c'è clienti che mi viene fuori che mi dicono no perché è per il camper, e alla fine poi non si finisce più. Cioè, alla Cioè, fine... molla tutti, fa chiudere il bandone, rimane lui e il coso. allora, racconto questa, tanto se ci seguono non ho fatto niente di male. Certo. Viene una coppia, ora non voglio annoiare, la faccio breve. Viene una coppia che mi chiede informazioni, no? Poi fa no, perché sai, c'ho il camper, che anch'io faccio, guarda, anch'io c'ho il camper, stiamo a parlare una mezz'oretta, in una giornata tranquilla, tra virgolette, comunque E intanto la fila dietro. no, ero coperto da colleghi che erano entrati per comprare un oggetto, sono usciti che hanno comprato una carrellata di roba, perché comunque non so, forse la cosa del camperista, i camperista si sono affidati volentieri e hanno Andrea, speso. Andrea, Oh, scusami un attimo, ti blocco un attimo, esco un attimino, ma proprio esci. esco, sì. Che vai? No, torno subito però. Ah, vabbè, Un secondo, un secondo. vai. Te continua. Insomma, continuo, è bloccato. Allora, stavo dicendo, insomma, un po' lo spirito fra camperisti e niente, sì, tratto tutti bene, però chi ha il camper, un occhio di riguardo. Poi, chi c'è? Chi c'è? Allora, Silvana. Silvana cosa dire? Silvana lo dico io, guarda, tanto Beppe non c'è, ma no, aspetto Beppe, guarda Silvana, non te la prende, aspetto 2 minuti, perché ho da dire qualcosa su Silvana. Parole sante, voi due sapete di cosa parlo? Servirebbe una vita da 10. Aspetta, cacchio, con questo dito. Aspettate, perché mi siete cascati un pochino. Aspettate, scusate. Allora, tutti noi ci mettiamo in gioco su YouTube per passione, per regalare agli altri le nostre esperienze. Mi vengono commenti che ci permettono di correggerci. È vero? Ma preferisco la passera se è un caso. No, non è un caso. Allora, ecco Beppe, aspettate. Oh, e mi sono cascati giù. Allora, Chi ti cascava? bravissima Sara, restyling. C'è Gianluca ha fatto restyling al suo canale. Chi ti cascava, scusa? No, i messaggi. Dopo un po' sul cellulare Ah, non li vedi più. E ah. comunque, Allora, no, stavo aspettando te. c'era. Ah, scusa. Stavo aspettando te per spendere due Sì, parole su questa donna qui, su Silvana, grande Silvana. Silvana, perché, perché Silvana
e Angelo, ok, sono due persone meravigliose, non hanno canali, okay, che non si sta pubblicizzando nessun canale, sono parole veramente dette dal cuore. Ho avuto l'onore di conoscerli per bene, okay, perché ci siamo visti la prima volta a Bologna, però io a Bologna, al raduno di Ale, sono stato 3 giorni a cucinare al barbecue per il mondo, che ho potuto scambiare poco con le persone. Poi invece ho avuto la possibilità di conoscerli per 3 giorni, sia Silvana che Angelo, e sono veramente due persone speciali. Speciali. Sì. E, accoglienti e fenomenali. sì. E io vi dico, c'ho sempre, vabbè, non voglio entrare in particolari, però per me mi sono rimasti veramente, veramente dentro, perché ho rivisto loro, due persone a me molto care, e sicché, vabbè, a loro gliel'ho già detto in faccia, non voglio, ho detto, non devo fare pubblicità, glielo volevo solo ridire e ribadire, perché sono veramente due persone per me molto, molto speciali. Basta. Sono d'accordo, tu sei arrivato. Allora, Pippo ci parlo io. Su Pippo, su Pippo, che è Roberto. Pippo Pippo! Ascoltami, vado a prendermi un bicchierino da bere perché mi si è formato un nodo in gola. Vado a sciogliere il nodo, Va bene, allora Pippo, aspetta, aspetta. Allora, ma mi blocca sempre. Che fa? No, cosa ho fatto? No. Aspetta, Andrea. Vai. In prima persona. Allora, Pippo sarà un'altra di queste persone, forse neanche lui lo sa, l'avevamo già accennato, che sarà in live con noi. È una persona che a me mi è rimasta davvero a cuore, ma solo per un motivo, ragazzi. Quando appunto si dice che il canale e i commenti fanno tanto piacere. È una persona squisita, perché per qualsiasi cosa fai ha dei commenti fenomenali, segue davvero tantissima gente, perché io i commenti di Pippo li ho visti in qualsiasi canale. Questo vuol dire che è una persona molto interessata e gli piace appunto seguire questo genere di canali, e quando, cioè, proprio sono curioso io di conoscerlo, non dal vivo magari, ancora non si può, ma in diretta con noi, insomma, perché uno di questi giorni in una di queste live di quest'anno sarà con noi in live. L'avevo già accennato, e lo vogliamo con noi. Allora, lui è un camionista, penso si faccia un bel uno, perché non credo sia un lavoro. Deve garbare sempre a giro per l'Italia e tutto, credo, con dei mezzi mega galattici. Mandavo un giorno un video di un camion spettacolare, micidiale, davvero. Sicché davvero, guarda, sarà anche lui uno dei nostri prossimi. Oh, sei tornato? Oh, ragazzi, Vai, buon anno. dimmi. Sì, certo. No, me lo fa il buon anno, me lo fa il cin Sì. Cin. cin. Dice il bitterino. E l'ho finito. Rum e fondente. Ecco. E poi la allora. No. Manca il sigaro. Vai via. Sicché è davvero grande Pippo, guarda, a me mi viene Pippo, si chiama Roberto. Pippo si chiama Roberto, ok ragazzi, per l'amor di Dio, il suo vero nome è Roberto, che per me è Pippo, sicché ribadisco, sarà con noi in live, anche lui, sicché vi faremo conoscere anche Pippo, dato che Pippo appunto è dappertutto, ma lo voglio in live e farvi vedere appunto questa persona, perché la voglio vedere anche io, perché è fenomenale, micidiale. Allora, i Papiri di Penny è la pagina e il negozio di Antonella. Perfetto, grande Penny, perfetto, ha fatto benissimo.
bravissimo, bravissimo. Poi, Vai. allora, allora, c'è l'indirizzo sconosciuto? Non No, c'è, no, è andato via. Vabbè, comunque dopo non te lo trovi più tra commenti? no, è È troppo in alto. stato, è stato prima, infatti. Ora gli è andato via. Comunque anche 2 secondi, 2 anche per lui, anche lui ha un canale, indirizzo sconosciuto, Danilo, andatelo a vedere perché è una bravissima persona, fa simpaticissimo, è un romano simpaticissimo, se ultimamente le è spesso nel camper, eccolo, eccolo qua, Ah, c'è, cliccalo. aspetta, No, i commenti su erano l'ultimo ed erano gli altri perché non si poteva cliccarci sopra. Ecco, è lui. Voglio che andate a seguirlo perché è simpaticissimo, davvero, mi fa schiantare le risate, cioè, per non di peggio. Va spesso, appunto, diciamo, 5 giorni su 7 è nel suo camper, sicché è un quasi full timer, diciamo. C'ha con la sua compagna un moglie, non me lo ricordo, e 3 canini spettacolari, stupendi. anch'io So ho 3 canini, guarda. anch'io, no, io ce n'ho 4. E allora non so che se non mi sbaglio, ora non voglio di una bischerata, Dai, dimmela te la razza dei tuoi canini, perché non mi viene in mente nemmeno. Però allora, Dani è un fenomeno, andare a seguirlo perché davvero vi fa scantare le risate. Seguitelo davvero. Ed è diventato anche bravino a montare video, ho visto. Sa fare dei bei lavori. Questo? Quello che beve sempre la birra. Sì, eh sì, eh sì. Stai facendo la carrellata? C'era Sì. ballo. Pince, ecco, no, allora ce l'avevo, pince, allora vedi, delle Sì, volte ho Silvana, paura. Silvana. Ah, scusami, no, parlavi del pince. No, no, scusami, scusa. No, che appunto a Dani mi ha detto appunto la razza, sono 3 pince appunto, però ero convinto, le rampelli, ma avevo paura di la vischerata. Perfetto, No. grazie Dani. Silvana, lo sappiamo perché il prof ci ha interpellato a tutto il gruppo Arcadia, sul gruppo Arcadia, insomma, e noi, per i consigli su quale prendere, che sì, lo sappiamo, grande prof. Sì, sappiamo tutto. Oh, Era... allora, questo È ti dico tuo. io. Questo è Questo è mio. tuo. Allora, aspettate che... Ragazzi, Anche il questo è microfono. mio, questo è mio. Allora, cos'è? Simone sta nel treno. Allora, Camper Vespa Co. è il mitico Daniele, che anche lui abbiamo passato un po' di giorni insieme. Gli devo insegnare a fare il barbecue, ok? E lui è quello che dice che lavoro nel sexy shop perché gli piace tantissimo. Ragazzi, seguite anche il suo di canale, Camper Vespa Co. Che insomma è in live anche con Daniele, con Danilo, scusami, con Danilo, di indirizzo sconosciuto, molte volte, insomma, nel gruppo di romani e fa schiattare le risate, sì, e poi è il nostro dottore. Cioè, ragazzi, Sì. nel gruppo, quando ci troviamo, se uno di noi si sente male, c'è Daniele. Cioè, siamo tranquilli, Allora, capito? Cioè, questo beviamo aneddoto, proprio tranquilli perché sappiamo Daniele. allora, questo aneddoto lo racconto. Sera a Parma, alla fiera, cioè la fiera era da noi, non eravamo noi alla fiera. E io convinto, sapevo che ci sarebbe Daniele con noi nel gruppo, un bicchiere in più è andato, ok? Sicché Uno solo. 1-1. La mattina mi sollevavo un mar di capo, sembrava c'avessi le balene giù, delle fiamme. Sicché nulla, il problema è che io di solito me ne porto sempre dietro. Sicché sono andato subito da lui, addirittura c'aveva tanti campi da lui. Dammi qualcosa. Io sono una sega, ma ha dato
delle goccioline. Daniele, dillo te che gocciolino lei perché non mi ricorda, no? Io mi sono fidato e ho buttato giù. Ma io ti dico, il tempo... hai buttato giù Poino prima. Appunto, il tempo di fare il giro del camper me l'avete passato. Io sono una serie che mi ha dato, cioè micidiale, sicché guarda. E anche lui, ripeto, ha un canale, sicché ragazzi seguitelo, fateci il piacere di andare a... Oh, ragazzi, a noi non ci costa nulla iscriversi al canale, ok? Se poi diciamo per no, dimmi. Orca, lo sapevo io, ho detto solo orca, non ho detto altro. Sì, e leggo poi del resto. Mi è cascato il rum. No! Ecco, me l'hai capito, va, me l'hai capito. No, ragazzi, riprende. Perché allora, mi sono emozionato a leggere Valentina che ha detto Andre prova rum e succo alla pera. Un bel rum e pera. Ecco, perfetto. Sì. Ragazzi, ora rum e basta. Mi metti... No, poi faccio questa fine, guarda. Ecco. Mi metti il ballo in campo, Allora, si dice così, vero? Te li a lui te prima. E poi se non mi sbaglio è rimasto il nonno. Oh, poi ragazzi, di chi non si è parlato, ditecelo, Noi ci fa il piacere, Anche il nonno, Sì, vabbè, parlo intanto del nonno. Va. Allora, anche il nonno, appunto, anche lui ha un canale, proprio scritto in quel modo lì, sicché cercatelo anche lui, e iscrivetevi. Anche lui fa dei bei video, è stato in dei bei posticini in questo periodo, cioè in questo periodo, il periodo passato, insomma, se sta, insomma, fa delle belle live con delle belle persone che sono ospiti, ospiti nel suo canale, deve essere una brava persona, una simpatica persona. Anche lui sono curioso di conoscerlo dal vivo, speriamo, si sa mai, arriverà il momento che ci sbloccheranno. Sicché anche lui, ragazzi, seguitelo, si chiama Mario, giusto Mario? Giusto, sì. Mario. Seguitelo perché ci fa davvero piacere. Ecco, poi c'è qua, le ballo in campo, sta scrivendo Mario. Allora, aspetta, ti va troppo veloce. Allora, aspetta, Porca, non si può. Il microfono è top. È bello. Allora, ragazzi, questa live qua, considerate che non doveva essere nemmeno fatta. L'abbiamo fatta, senza argomenti, senza nulla. E il bello è che adesso tutti si stanno iscrivendo a tutti i canali. Che in 5 minuti, 10 minuti... Oh, comunque, ragazzi, iscrivetevi anche al nostro, Vorrei vedere. No, sto scherzando. In 5-10 minuti è bello questo qua, proprio il condividere, e molti che si sono iscritti al canale è una cosa molto bella. Sì, no, ci fa piacere. Il microfono è top. Allora, Luigi, guarda, parlo di Luigi. Parlo di Luigi, cioè, e poi ha mandato, scusami, no, e poi tu mi metti ballo in campo. Ha mandato la foto oggi nel gruppo, hai visto Andre? Quella del canino in quella neve, l'ha beccata proprio mentre no, quella sulla piantina, gli ha messo anche il profilo di Facebook, le spettacolare, grande Luigi, guarda, mega bombo. Ma quella foto gli è lì sollevata in aria, che la beccava in un momento bella, un po' bianco lì, un tutto della neve, immagino mi si divertiva, troppo bella. Vai, dici. Allora, Luigi, siamo su Luigi, parlo un attimo di Luigi. Allora, ti rispondo subito. Riuscite a mettere i canali in descrizione per iscriversi? Sì. Quando poi finisco la live, siccome tanto sarò sveglio, cercherò di mettere in descrizione tutti i canali. All'infuori di quello di Beppe, sì. metto tutti. Perché il mio no? I nostri sempre in primo piano. Metterò tutti. Anzi, se mi scordo di qualcuno, scrivetemi che lo metto.
Comunque Luigi e No, Deborah... scusami Andrea, no, scusa, se non mi fa parlare di Luigi, dimmelo, no, per amor di Dio, quello Luigi, no, ti blocco. Allora, se non si è parlato di qualcuno, anzi, per ricordarceli, se vi va, siccome nessuno ci commenta sotto le live, ora si fa una cosa, guarda, scommetti ci commentano un monte. Allora, se ci commentate, si mette il link del canale, ok? Sicché, può per dire, Camper Vespa, ci sono presente, e si mette il link. Camper Tiziano, Campettavo, ci sono presente e si mette il link. Ragazzi, se ci fate sta cosa qui, noi si mette il link. Vai. Avanti. Allora, Luigi e Deborah, coppia fantastica, e hanno un camper spettacolare, che non è, ragazzi, i nostri, se lo mettono, allora, per dirla bene, i nostri fanno una pippa, cioè il suo è un camper serio, però andiamo sempre insieme, sicché insomma ci portano sempre nei soliti posti, sicché però è tanta roba, sia Luigi che Deborah, la canina, che non mi ricordo mai il nome, Luigi, non ti ricordi quelli delle persone, penso dei cani. Non può chiamare così però, E niente, fanno loro. Allora, Luigi non ha un canale YouTube, io sto pregando tutte le volte che lui lo fa, scusate l'italiano, insomma, che lui lo fa, insomma, che fa un canale. Ma parla l'italiano! Parlami e mangi, se poi bevo e casca la roba. Luigi, insomma, facciamo una cosa, Luigi. Allora, te mandami il video e lo metti sul canale mio. L'ho fatto io. No, Luigi fa delle uscite spettacolari, un po' la posizione dove lui si trova, comunque ha dei posti spettacolari da condividere, e faremo, se non fa lui un canale, faremo una live con Luigi dove ci spiegherà tutti i posti, perché guarda, mi è venuta così adesso Luigi, no, è venuta così e l'hai detta, me l'hai scritta. Allora, comunque grande coppia, grandi amici, anche loro sono stati a casa mia insieme ad Ale, siamo stati benissimo, siamo andati in due macchine coi cani in collo, il mio che era dietro con quell'altro, insomma. Ma avevano tutte le mascherine però, Sì, i cani, certo, sì. I cani. I padroni avevano la museruola. Sì, comunque siamo stati veramente bene. E ci credo. E quell'altro lavorava, sicché ne è venuto. Chi? Te, chi è io? No, io non c'ero. Io ero venuto da un par di settimane prima, se non mi sbaglio. No. Vabbè, Luigi ha detto che Luigi ci spiega anche il passaggio dalla roulotte al camper. Certo. Luigi, stai tranquillo che ce la spiegherai te. Luca, il canale YouTube, se sono riuscito a fare la pagina Facebook a Beppe, cioè fare il canale YouTube a Luigi è così, un secondo, perché si chiamerà i diari di viaggio di Luigi e Deborah. Bello. Ah, ma non l'ha detta questa cosa? Ah, l'ha detta Luca. No, scusami, perché molto carina, mi piace. Guarda Luigi, e te lo ridico anche in diretta, fai il canale, fai cosa ti pare, condividi, perché guarda, ti invidio, un'invidia bella, no brutta, tantissimo nei posti che vai. Per te sono vicino a casa, magari a un'ora di strada, io a un'ora di strada c'ho lui, non è che dici. Capito? Non è che dice, sono lui. Cioè, non è che c'ho la montagna, c'ho anche la montagna, ma credetemi che appena ci avrò la giornata gialla... Io sono secchieta qui davanti, Cioè, sai, secchieta. Sono secchieta appena siamo gialli e ci si trova, punto. Certo ci si trova. Ti vengo a trovare al lavoro, guarda, mi porta una sega. No, devo venire io a trovarti al lavoro, ricordatelo. Allora, vai, Balloon Camp. Allora, Balloon Camp io sono iscritto, guarda, l'ho conosciuto e sono iscritto, diciamo così, non è tanto, ma mi mette sempre in primo piano, porca miseria. Ora ti faccio vedere Babbo Natale,
Allora, una persona molto bella. Allora, fanno delle cose spettacolari con i palloncini gonfiabili, appunto, queste cose qui, per le feste, per queste compleanni, queste cose qui. È molto, molto, molto carino. Anche lui ha un camper e anche lui ha un canale, appunto. Sicché, ragazzi, seguitelo perché davvero è simpatico. Io non so di dov'è precisamente, perché guarda, gli farei fare una cosa per i compleanni di figlioli che perché sono dei fenomeni, fanno dei lavori spettacolari, guarda. Solo sicuramente sono lontani, sicché quando mi arriva le belle sgonfie che non credo proprio. Sei bello tornato? No, c'è troppo silenzio, c'è troppo silenzio. Voglio andare a pisciare anche. Sicché seguite anche lui. Allora, avevo visto che ora appunto io non posso, No, però... Beppe. Eccolo. Allora, aspetta, allora, se non mi sbaglio, In Abruzzo, ecco, in Abruzzo. Ecco, però mi dici anche il tuo nome perché non lo so. Non è che non me lo ricordo, non lo so, eh. Sì, 13 Camp. No, è vero, madonna ragazzi, ma mi sgama sempre, porca miseria. Ma buon Natale, a buon Natale, di niente qualcosa, di niente. È ciriaco comunque, non è che è ciriaco perché è della nazione ciriaca, si chiama ciriaco. Visto che non ti ricordi mai nulla. Ciriaco. No, allora anche lui. Sta tranquillo e non me lo ricorderò mai. Molto difficile per me. Comunque, Balloon Camp. Oh, vado di questo. Che pezzo di merda. Che pezzo di merda. Cosa ti ricorda questo? Raccontaci, dai. Mi ricorda un po' perché l'ho finito troppo velocemente. L'ho finito. Te l'ha regalato questo. Ma allora, penso che si sia raccontata sta cosa. Per il mio compleanno, ok, io mi so... Buono. Non ma vaffanculo, non me l'aspettavo, ma mi sono trovato la sorpresa in casa. In senso, allora, all'inizio era una sorpresa perché ci sono rimasto male. Sono arrivato al posto della mia macchina, ho trovato un'altra macchina. Ho detto: che cazzo c'è? Ma chi c'è in casa? Porca miseria. Insomma, un po' di pensieri strani l'ho avuti, però per l'amor di Dio, non posso dire. Poi dopo, ragazzi, ho trovato la sorpresa, ci aveva il professore, la Silvana, Angelo, e dopo, e questo invece, so a lavorare, di qua a fottare, biscottare varie, così, a mandare messaggio tutta la sera. E poi, insomma, a un certo punto mi sento suonare il campanello, c'è anche lui, ragazzi. Cioè, mi sono venuti da Perugia e da Livorno, a distanza da qui, diciamo, 1 ora e mezza, più o meno, Andre? Sì, 1 ora... Sì, 1 ora e mezza, dai. 1 ora e mezza. Andando alla velocità di 90 km/h, perché lì si può fare 90 km/h, lì 1 ora e mezzo, sì. 1 ora e mezza, sì, 1 ora e mezza. E poi questo povero disgraziato. Ragazzi bravi, guidate e andate piano. Io vado piano, Cioè, cricchetto più di 95 mi fa, sicché... Ma cricchetto, la macchina. La macchina mi farà 80. La macchina mi farà 80. La tua va veloce, porca miseria, Maremma, io, ragazzi, macchina nuova, si fida talmente tanto da darmi le chiavi per... Boh, che angelo, ragazzi, che angelo. Oh, no, ragazzi, allora, questo qua, vi racconto un attimo questa, no? La gente dirà, ma che cacchio ce ne frega? Ma io lo dico uguale. È venuto, tanto ho già detto, è venuto a casa mia, no? Che fa, no, ma si va armare col camper, faccio, deve spostare il camper, trova posto. Ho fatto, non ci ho pensato, è stato l'unico a aver guidato la mia macchina. Io ho detto, io vado al lavoro, prendi le chiavi, la macchina, vai, e c'ho il cane. E allora che c'è il cane, che problema c'è? Ce l'ho anch'io. Ho detto, vai, mettilo dietro, vai in macchina e andate. Dato le chiavi della macchina, l'unica cosa che io ho detto, alle 20 esco dal lavoro, vai a me riprende, perché ero a piedi. Sono andato a riprenderlo, ma non sono andata in mare, ragazzi. Sono arrivato in Croazia e sono tornato indietro. Sì. E non sono arrivate burte. C'era il pieno. No, io ho piano. E comunque la istigava, la tua macchina la istiga, insomma, la tua macchina la istiga, perché basta tu gli tocchi acceleratore, boom, 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 e via. La mia sì, poi lì, sì.
Volaccia. Comunque, Balloon Camp, se non sbaglio, dimmi Ciriaco se dico una cazzata, ha fatto dei lavori con i palloncini anche, cioè, se non mi sbaglio lo fa anche per gli ospedali, che non voglio dire una cavolata, ma mi sembra di aver visto qualcosa anche Mi sembra di aver visto qualcosa anche a me, sì. Comunque e queste persone qua sono persone con un cuore d'oro. Sì, sì. A prescindere che l'ha fatto con l'ospedale o no, però... Anzi, guarda, scrivi l'ultimo commento di Ballon Camper, l'ultimo, quello prima della Silvana. Oh, ma come ci si capisce il volo, ragazzi? Che grandi, ragazzi. Ragazzi, allora si doveva fare mezz'ora di live, ok? Andrea, oh sì, mezz'ora, ma mezz'ora veloce perché poi dopo... Sì. Veloce. Le 1:20 siamo in live. E questo beve, madonna che cigna, ragazzi, la braille. Vabbè. Ragazzi, guarda, no, comunque Omar, ti dico allora, io non sono geloso, cioè, sono geloso normale, delle cose mie. Però come hai detto te, per una persona super, e io l'ho pensata come te, infatti la mia macchina l'ha guidata una persona super, per me. Sicché, Omar, perché gli andavano non gli ho picchiato, perché sono altre super. No, tranquillo. Sì, Pagavi il tranquillo. doppio, semmai. Ma è bello che la patente l'avevo preso il giorno prima. Sì. No. Luigi, guarda, ti dico la verità su questo messaggio qua. Come? Ti dico questa cosa. Allora, stavo guardando l'altra volta con Beppe, in realtà ho scritto a Bellina Beppe. sta cosa. Mi piacerebbe fare una live con un gruppo, ok, in un posto dove a me e a Beppe, io ripeto, ok, lo dico ora ma lo ripeterò, perché a volte magari uno dice fa queste live per qualcosa di rientro. No. No, assolutamente, Quello che andremo a fare, queste poi ci mancherebbe, il rientro nostro è fare due chiacchiere con voi e che a voi vi fa piacere. E vedo comunque, visto che siete comunque tutti qui a live, mi immagino che vi faccia piacere. Quando andremo a fare questa live qua, e spero di farne tante altre, e aiutare queste, chiamiamole associazioni, il rientro a noi non ce ne frega niente. No. A noi è proprio l'aiutare le altre persone, come stiamo facendo ora con i canali, che è una cazzata, come abbiamo fatto con Angelica per aiutare il suo progetto, come faremo con altre persone per aiutare il suo progetto. A noi non c'entra niente. Ma non ci interessa nemmeno. È proprio condividere. E questa cosa qua ora arrivo al dunque delle spiagge. Io abitando su un posto di mare, ci cammino sulle spiagge, ok? E ci ho pensato proprio l'altra volta, dove un'altra associazione ha fatto proprio questa cosa, nel senso andare nelle spiagge a pulire, diciamo, le spiagge. In realtà io non l'ho vista con le spiagge, ma l'ho vista con una villa. Okay, c'è una villa che è davanti a casa dei miei, molto bella, dove c'è un parco comunale. A chi l'hanno fatto sistemare a questo parco comunale? Comunque, non so se si può dire, penso di sì, perché è sul giornale. Posso dirlo? Certo, assolutamente. Comunque, è stata sistemata da detenuti, okay, del carcere di Livorno, ed è una cosa molto bella, ok? Non voglio né aprire e chiudere parentesi su questo argomento perché è solamente per dirvi da dove arriva il fatto della spiaggia. E hanno fatto un ottimo lavoro. Dentro di me pensavo, te pensa se magari uno organizzasse un raduno sul mare, ok? Come esempio può essere Bada, dove siamo stati insieme, e durante il raduno, cioè non è che uno deve venire per far quello, ma durante il raduno andare sulla spiaggia e sistemarla. Sistemarla intendo levare le cartacce, mozziconi di sigarette. Sicuramente è un momento di aggregazione, di utilità per il posto, ok? E comunque in quelle spiagge ci andiamo noi. Sicché siamo noi che le sporchiamo, io parlo per noi in generale, non siamo noi, però siamo noi che le sporchiamo e noi che magari le ripuliamo. Okay. Sì, ripulire anche quello che fanno gente che non la vede così. Io ci sto, nel senso, a me mi piacerebbe organizzare, chiamiamolo raduno, ragazzi, cioè così,
chiamiamolo più che raduno un incontro, che è un ritrovo, anche di un weekend, dalle mie parti, cioè io sto parlando di zona da Livorno in giù o da Livorno in su, non è un problema, io conosco bene da Livorno in giù. Trovare, organizziamo, ci facciamo un weekend lì e nel weekend andiamo a sistemare, a dare una mano alla spiaggia, una spiaggia libera, dove raccattiamo tutto e buttiamo via. Potrebbe essere una bella idea. Mi permetto a dire questo: non andiamo a dare una mano al comune, andiamo a dare una mano alla spiaggia, ok? Sì. A ripulire la spiaggia, cioè nel comune, qualsiasi comune, non ce ne frega un cazzo, parlando in parole povere. No. Proprio, allora, perché... e vi dico questa. In realtà, andare a pulire una spiaggia, questo ve lo dico con certezza, ok? Se no non lo direi. Quando uno va a fare una pulizia, okay, che sia del marciapiede o che sia di una parte demaniale, comunque comunale, è anche a rischio sanzione. Cioè ricordate di questo, okay? Perché te fai del bene, però sei anche a rischio sanzione. Sì. Okay? Ve lo dico con certezza. Però lì magari uno organizza, magari si dice ragazzi ci troviamo in quel comune, uno comunica a quel comune che abbiamo intenzione di fare quello. Se il comune ci dice no ragazzi perché se lo fate vi sanzioniamo, andiamo su un altro comune. Cioè non è un problema, però sarebbe bello organizzarlo, sarebbe proprio bello, prima dell'estate. No. Sicuramente sì, prima dell'estate, perché dell'estate quando c'è un botto di gente così non tutti metti a pulito, anzi. Io sono d'accordo. Allora, io ho visto un po' di commenti, un po' gli ultimi commenti, poi dire... Vabbè ragazzi, questo che dire? Cioè, cosa devo dire? Ti va di dirli insieme? Top. 5 in camper. 5 in camper. La vogliamo nella tua sigla, Matte? Ci vediamo sopra. Ci si mette io e Andrea e ti si fa 5 in campo. La vogliamo nella tua sigla perché a me quella sigla mi gabba un po'. Sì, allora, 5 in camper sono praticamente delle persone, delle bellissime persone, che sono Matteo e Valeria e i figli, cioè veramente belle. Non lo dico perché hanno partecipato a una live nostra, assolutamente. Ce l'avrei detto uguale. Come dicevo prima, io l'ho conosciuti su Facebook inizialmente, dove loro mi è rimasta proprio impressa la cosa dove dicono noi non siamo qui per insegnare niente a nessuno, ed è stata una cosa che mi rimane, cioè che ti rimane come cosa. E poi abbiamo avuto la fortuna di averli invitato in live, loro hanno accettato e siamo stati un'ora e mezzo, quanto è stata, in compagnia di tutti voi, dove ci hanno raccontato diciamo da dove è iniziato la loro storia, ok? Proprio il 5 in campo. E seguiteli, sicuramente li seguite tutti, però io lo ridico, magari ce n'è uno solo che non lo seguiva, magari ora lo segue, perché loro fanno ancora un altro tipo di video che però sono molto utili sempre a tutti, ok? Sì. Cioè quello che monta, a me mi è rimasto impresso per dire il video, l'ultimo che hanno fatto, uno degli ultimi, dove montavano diciamo, la copertura davanti invernale. Bravo, la pre-entrata nel camper, no? Per chi va in montagna. Oh, ragazzi, io mi ero quasi convinto a comprarla. Perché ho detto, boh, cazzo, è utile. Ce l'hanno loro, l'hanno montata, è facile, è utile. Il problema è che poi ho detto, cazzo, ma io vivo sul mare. Cioè, andrò una volta l'anno in montagna, non mi serve. Però io mi immagino chi invece magari va più spesso nella parte, diciamo, invernale della montagna, ed è molto utile. E fanno questi video che sono utilissimi a tutti. Basta. Poi chi c'è? No, penso che si siano un po' nominati tutti, Comunque ragazzi, a parte gli scherzi, ribadisco, cioè nel commento della live, nei commenti della live, scriveteci il vostro nome. Ok, scusami Beppe, Balloon Camp mi dice, ci scrive no in ospedale, ma per i terremotati servizi simili per i terremotati all'Aquila, ma semplicemente perché mi piace farlo.
Però mi progetto di lavorare e organizzare corsi di palloncini sui camper viaggiando. Sì, allora, infatti, per quello ci dico, ti ho scritto, ti ho detto, dimmi se dico una cavolata, perché mi sembra di aver visto un video, mi sembrava di aver visto un video dove te lavoravi comunque tipo associazione così, e infatti ti ho detto, comunque a prescindere da tutto, si vede che sei una persona, non conoscendoti, ma ho visto comunque su Facebook tutta col cuore d'oro, perché chi si mette al a fare una cosa del genere è tanta roba, cioè con questi progetti qua io le valorizzo sempre. Sì, d'accordo. Anna Fame ti dice, Beppe? Tra qualche giorno ti chiama mio marito. E che ho fatto? Io non ho fatto nulla di male, Cosa hai fatto? Io non ho fatto niente di male, raga. Per chiederti informazioni sulla risoluzione, infatti ho fatto qualcosa di male. Sì, basta scherzare, più che volentieri. Se posso aiutare, ragazzi, ripeto, come tutte le persone che mi chiamano mi contattano. Quello che dico io o quello che dice Andrea non è legge, ok? È solo un consiglio sulla nostra esperienza, sulla mia esperienza di ristrutturazione del camper. Io caldo, come mai? Ce lo vedo. È il camino? Sì, lei cammino, sulle nostre esperienze che abbiamo avuto, io nella ristrutturazione del camper e tutto. Sicché se possiamo aiutarvi, io parlo sempre in plurale, lo facciamo più che volentieri, molto volentieri. Comunque, voglio dire, ok, bellissima idea Luigi, che dice Valentina. Allora Luigi, Luigi non so come gli ha fatto arrivare, ma Luigi gli è arrivato un messaggio sbagliato che io l'ho mandato a te o te l'ho mandato a me, gli è arrivato a lui che ci ha fregato l'idea. No, comunque Luigi non se ne voleva parlare, ma se ne è parlato. Allora, Omar dice, appena ci permettono noi ci stiamo, mi fa piacere. Bella idea di Andrea, no. Grazie Anna, però è uscita da Luigi, ho detto, l'abbiamo condivisa tutti insieme. Sì. E anche Gianlu dice bella idea. Ragazzi, se possiamo, non voglio parlare di altri canali, non mi interessa, non è questo il luogo, e si andrebbe in una cosa così. Cioè lo facciamo proprio per noi, ok? Perché non lo facciamo né per il comune e né per altre cose, ok? Poi ce lo vogliamo condividere tutti insieme, perché il gruppo Arcadia insieme a Berchetto, il gruppo Arcadia Berchetto, come cacchio le vogliamo chiamare, non è un problema, hanno fatto questo e pubblicizzarlo più che volentieri. Certo. Perché comunque le cose belle vanno fatte vedere, ok? Perché di cose brutte se ne vede tante al giro, bisogna far vedere anche le cose belle. Io la penso così. Poi, ragazzi, vi garantisco una cosa, e ci tengo veramente. Se devo ancora andarci a parlare con questa persona, se riusciamo a fare io e Beppe questa live e vorremmo farla, no così, io a casa mia, lui a casa sua e loro nella loro struttura, vorremmo farla io e Beppe nella loro struttura, che Beppe si dovrebbe muovere da Firenze a Livorno un weekend, e loro accettarla sarà una cosa veramente bella, credetemi. Sì, sono d'accordo. Non è che non me la voglio anticipare, è che io l'ho pensata nel mio cervello. A Beppe gliel'ho detta, la condivide, il problema è che se poi loro non è che non interessa, ma se non possono, e ci dispiace che poi vi sia detto si fa e poi non viene fatta. Okay. Vediamo, se ci diranno di sì, ve l'anticipiamo anche. Scusate, è Covid, non è Covid, scusate. No. Scusami Andrea, sono bloccato, ma il discorso è quello, la cosa è bella e bisogna prima parlarne con loro. Non possiamo mettere parole se ancora non ci siamo messi d'accordo con loro. Allora vedo che gente giustamente può andare a letto, che lo so. Insomma, Silvana. Un'ora e mezza. Grazie Matteo, anche noi. Comunque ci fa piacere questa. Grazie Matte, ci fa piacere. Oh ragazzi, ma Beppe, ci stanno tutti per pulire la spiaggia. Mi fa piacere. Se volete una volta questo mi fa piacere. Vi apro casa mia. Quelle grosse, diciamo. No, mi fa veramente piacere, perché il bello di questa live
che, come dicevo prima, non doveva esserci. Dovevamo essere ognuno sul divano, e invece ne è nata da una cazzata una cosa bella per me, per noi, e una cosa utile, perché se veramente riuscissimo a fare questo sarebbe veramente una cosa molto carina, veramente molto carina. A me mi piace e cercheremo di farla. Cercheremo di farla appena sarà possibile, appena ci apriranno, appena non ci saranno limitazioni, o almeno saranno minori. Un posto, guarda, prima mi impegno possibile a trovare un posto nelle vicinanze, comunque dove possiamo starci un po' più di camper, e organizzare una cosa del genere. Ci sto, vi garantisco che ci metterò l'impegno, speriamo che sia ricambiato da qualcun altro, nel senso, da qualcun altro, perché cioè, non si mette l'impegno a sistemare l'impegno, la spiaggia, accettare di non andare nel torto, capito? Perché poi alla fine della cosa bella ne potrebbe nascere una cosa, diciamo, dove non possiamo nemmeno dire nulla, perché saremo anche nel torto a fare del bene. Infatti. Allora, esatto. Allora, io penso si sia parlato un po' di tutti. Io ripeto, appunto, ragazzi, se qualcuno appunto che non si sa nemmeno che c'è il canale addirittura, allora, The Chiattons, scusaci, è la prima volta che ti vedo, almeno io che ti vedo in live, mi fa strapiacere, e dice: lo so che non mi conoscete, sono solo un camperista Salage che vi segue e basta, solo un saluto. Guarda, ci fa strapiacere. Se hai il canale YouTube, tranquillo che appena poi dopo finiamo e buttiamo giù, lo vado a vedere. Se ha un canale YouTube, diccelo, seguitelo. Ti salutiamo veramente con affetto. Ti ringraziamo comunque sia, perché a noi ci basta anche solo il saluto, cioè ci fa piacere sapere appunto che la persona ci sta seguendo. Scusa Dani, una domanda, te la faccio io a te. Ma i romanisti dove vanno posizionati, per capire, cioè, per capire dove le può mettere? A me mi stanno simpatici, però poi Diccelo te, Diccelo te, io non voglio entrare in merito. Cioè, vedi, cioè, queste cose sto leggendo un po' fin da fuori legge. Quello che scrive, mi sono iscritto al canale Torti, cioè Danilo si è iscritto al canale di Sciabola, cioè questa andate a vedere il canale di Danilo, per favore, che vi pisciate. Cioè, Omar dice: a me hanno consegnato ieri i 10 comandamenti di Berchetto. Comunque lo sai, Beppe, ti dico guarda, per adesso è una stronzata, già lo anticipo. Non sono mai stronzate. No, nel senso, non sono in grado, però sarebbe bello scrivere un mini racconto, un mini libro, un mini diario, tra virgolette, ma non dei viaggi, di quello che ci ha permesso di conoscere il camper. Ok, cioè di conoscere, parlo dei luoghi, delle persone, di tutto quello che dall'inizio a ora a un poi, man mano ti dà. Conoscere persone nuove, conoscere, non so, aneddoti di alcune live. Io mi viene in mente, ora il lupo non ci sta seguendo, ok? Però oggi poteva. Allora, non lo dico per intero, ok? Perché non so se lo posso dire. Però nella live del lupo è successa una cosa bellissima per lui, ok? Nella live di Angelica qualcuno gli ha detto che gli scriverà per dargli una mano nel suo progetto. Sono cose che comunque scriverle rimangono, capito? Non lo so, cioè è nata come incazzata, vediamo. Sì. Vediamo. Il dizionario secondo Ricchetto. E poi, ascoltami, no, aspetta, scusa. Una cosa non la più importante, ma per me è importante, che se questa cazzata va avanti, che stavo dicendo ora, è non raccontare la sua storia, raccontare quel momento della live. Io ti dico solo questa. Ho fatto vedere un pezzo così tanto, ok? Della live di Tiziano, la mia zia, ed è rimasta a guardare con l'occhio lucidi la televisione.
5 minuti, 5 minuti dopo che si è fatto i cretini, dopo i 18 minuti nostri, che ridevano, perché abbiamo fatto i cretini. Cioè, Noi? No, gli altri. Ah. Ma i 5 minuti, 10 minuti che Tiziano ha parlato e si è raccontato, io ho visto negli occhi iniziare proprio la concentrazione su quella storia, che è stata una storia bellissima, cioè bellissima, il momento bellissimo, cacchio, sono cose che ti porti dietro, almeno io mi porto dietro. No, sono d'accordo, Cioè, l'è stata davvero... Allora, io ripeto, la sapevo già la storia, ma di ascoltarla ti blocca sempre. Ti blocca davanti a quello schermo, ti blocca sempre davvero. Sì. E questo beve. Cioè, vabbè. Ragazzi, allora, è passata... sì, perché sono il Ragazzi, ghiaccio... diteci voi se volete andare a letto o altri 10 minuti o no. Ditecelo voi. Le 1 ora e 40, cioè, allora io non so... Qua, Ce la prende la pillola? Oh, ce la prende la pillola? No, io le piglio. Cioè, quelle per il mal di testa, sì. Per il mal di testa le piglio, sì. Vediamo se ci dicono, vediamo se ci rispondano. Allora, io, mentre... Allora, comunque una notifica dell'AIA mi era... Lo so, è vero, se ne parlava prima a noi. No, questo è un problema non lo so se è una cosa di YouTube, insomma, è una cosa di YouTube comunque, che le notifiche delle live, io ci ho fatto caso, arriva mezz'ora prima della partenza della live, ok? Oh, Beppe, e ci dicano, oggi domenica, vai, restate. Vai, vuol dire va a letto. No, oh, come avete conosciuto il camper? Ciao. Ciao. Allora, io faccio così. Ecco, dove va? E dove va via? Ah, fa la lavagnetta? Lo voglio raccontare. Ah, pensavo che avessi la lavagnetta. No, lo voglio raccontare. Visto che hanno detto restate, ma sono carichi vostri. Ecco, perfetto. Io domani alle 18 vado al lavoro. Luigi, il limoncello. Allora, 2 minuti. È venuto buonissimo. Il problema è che è finito. No, il problema è che non lo bevo. Cazzo tua, si beve noi, c'è problema. L'ho regalato e c'ho una bottiglia io perché quando viene babbo, essendo pugliese, il limoncello ci fanno colazione e capito, quando viene ne da un pochino. E che vuol dire l'ho regalato, scusa? Mi fa. E a Beppe? Quello che mi ha promesso a me? È sempre lì. Ok. Sono degli strizzo io i limoni, Allora, come nasce la passione? Cioè, come avete conosciuto il camper? Insomma, non ci vogliamo fare andare a letto, via. Vado. Vai. Ma facciamo una live sul tema di come ogni canale ha conosciuto il camper. Ci sto. Vabbè, allora. Loro sono quelle 2 persone importanti che vi dicevo prima, quando parlavo di Silvana e Angelo, dove praticamente grazie a loro che purtroppo non ci sono più, però grazie ai miei nonni ho conosciuto il mondo del camper e vi devo dire che sarebbe stato bello condividerlo ora con loro, ma purtroppo, come dicevo prima, non ci sono più, ed è grazie a loro che, tra virgolette, ho questa passione, ed era un sogno che volevo realizzare, proprio diciamo, il ricordo di loro, che loro avevano un camper, ne hanno avuti 2 in realtà, e hanno girato un po' di posti, poi si sono dovuti fermare, però niente, insomma, a me ho sempre avuto questa passione, fin da quando ero piccolino, io ho vissuto fra casa mia e casa dei miei nonni, e il camper era sempre lì sotto, cioè io mio nonno, se volevo trovarlo, sapevo che se andavo sotto casa sua, era nel camper, sempre, ragazzi, sempre. Che insomma, va bene. L'ho conosciuto grazie a loro,
non l'avevo mai guidato, mai provato. Una delle ultime cose che avevo chiesto era a mio nonno di insegnarmi a guidarlo, purtroppo non c'è stato il tempo, però poi insomma ho deciso di andare a cercarne uno e nella ricerca ho trovato quello che ora ho io, infatti è l'unico camper che io ho visto, ma c'è stato qualcosa, eravamo io e la mia moglie, ma in realtà c'era qualcun altro dietro che mi ha detto sì, ok, e mi ha dato proprio l'occasione cioè mi ha proprio detto prendilo, ok? E io infatti l'ho preso ed è un camper che mi ricorda molto il loro, anche se mio nonno aveva un American UDA 401, io ho un Laser K58, però l'impostazione della piantina è la solita. E niente, va bene, ho questa passione e aumenterò sempre di più questa passione proprio grazie a loro. E è difficile ad oggi trovare. No, non è difficile trovare queste passioni, insomma, però ereditarle da nonni, perché ad oggi, quello più che altro. ad oggi è un po' un tralasciare il tempo da trascorrere con loro per altro. Io invece ci ho vissuto tanto tempo, per me loro sono stati l'esempio proprio, e niente, va bene. Ho voluto solamente Però, concretizzare il mio sogno nel portare avanti la sua passione. Ok? però, però appunto, cioè, questa cosa, vedo tutte le volte che la racconti, ti si lucida gli occhi. Comunque sia, vuol dire che, cioè, è un segno indelebile, Sì, sì, cioè, sì, che sì. non andrà mai via, e questo è bello, secondo me, insomma. Cioè, tanti, la passione del camper, ma mi ci metto io in mezzo, la viene appunto dalla voglia della libertà, no? Ok? Col camper puoi viverti la libertà, diciamo, a 360 gradi. Invece la tua passione del camper non è partita da quello, diciamo, è partita appunto da una cosa che t'hanno tramandata appunto i nonni. Certo. E questo il bello, insomma, Vito, secondo me. No, no, ma, Eh, ma Beppe, per me, guarda, io ti dico, i miei nonni prima di avere il camper avevano, essendo in un posto di mare comunque, avevano la barca. sì, Quando ero piccino, ti ho detto, i miei hanno sempre lavorato, sicché la maggior parte del tempo la passavo credi con i con miei loro, nonni. certo. E sicché anche solamente mentre pioveva, diluviava, andare alla barchetta a svuotare a mano la pompa di sentinella, perché si allagava tutto. Perché si allagava. Sono cose che te ti ricordi, anche se sei piccino ti rimangono, capito? Non è che sono cose raccontate, che poi No, ti no, rimangono, sono cose certo, vissute. sono le esperienze di vita che rimangono, Esatto. appunto. E poi sono praticamente la parte più adolescenziale, insomma, che hai più ricordi, sono quelle con i camper. Ok, esempio, Sicuramente. il camper di Claudio, ok, di The Bandit, è stato, non il suo in particolare, ma il modello, è stato il primo camper di mio nonno, ok? Un'Arca Anaconda. Eh, e quando sono entrato nel camper di Claudio mi ha toccato veramente perché la pianta, diciamo, è uguale. E io ho una foto di mia sorella piccolina che è in collo alla mia nonna e sai Claudio in fondo, il divanetti, no? Che poi diventa letto, quello Sì, lì, sì. i divanetti in fondo. L'avevano uguale, ok? Sì che mi sono rivisto quelle scene. Mm. Che poi dopo quello l'ha cambiato, ha preso l'American Ideal e per me era proprio un desiderio portare avanti la sua passione, che è anche la mia, cioè non è che io porto avanti una cosa che a me non mi tocca, No, ok? no, no, È no, proprio, certo. proprio portare avanti una passione che ne sentivo il bisogno, cioè sento proprio il bisogno di portarla avanti. Sono quelle Sì, cose sì. che dici, la voglio fare, non la devo fare, la voglio fare. E io, il primo viaggio mio, la mia primavera sosta è stata sul Romito, ok, pranzando con la mia famiglia, io, la mia moglie, i bimbi e l'altro cane che avevo prima, la prima sosta sul Romito, proprio in onore a loro. Ok, e noi in quel camper non eravamo in due più due bimbi e un cane, eravamo in quattro più due bimbi e il cane. Anche se le altre due purtroppo non c'erano, però
Per me era come averli là. Te sentivi lì. Chiamiamolo il battesimo del camper. Sì, sì. Okay? Per me è stato veramente una cosa molto sentita. E lo sai che io tutte le volte che mi chiedono come nasce la cosa per il camper, per me è sempre un nodo in gola, sì. Però man mano sto riuscendo sempre di più a scioglierlo, perché lo porto avanti con orgoglio questa cosa. Non la porto, non è un peso. No, assolutamente. Però ragazzi, cioè, scusatemi se vi ho annoiato questi 2 minuti, 10 minuti, insomma, raccontandovi la storia, però cioè, non ho problema a condividerla e quando si parla del camper io che ci tengo tantissimo proprio per questo, è perché ci rivedo sempre le persone a cui cioè, che ho voluto bene, che ho amato, capito? Che per me sono proprio sempre con loro e loro con me, nulla, tutto lì. Dici te com'è andata la tua passione? No, non è tutto lì, perché è una bella, comunque ti ripeto, è una bella cosa, insomma. Ti ripeto, fa piacere proprio per questo motivo. La mia passione è come ti ho detto prima, è la voglia di vivere in libertà, e col camper lo può fare. A differenza appunto che della tua, a me non me la, diciamo, stampata nessuno, perché proprio del mia nessuno aveva il camper, nessuno aveva le watch, nessuno aveva queste cose qui, insomma. La mia è stata appunto questa voglia di cambiare il modo di fare le nostre vacanze e viverle a 360 gradi in qualsiasi posto, perché come ben sapete a me piace tantissimo la libera e faccio solo libera la maggior parte. Noi siamo partiti dalla tenda, poi la tenda io e la mia moglie, poi la tenda un po' più grande, e poi alla fine appunto, perché più grande perché appunto ci sarà il bambino più Scofield, e poi alla fine il nostro ricchetto sta proprio su quel punto di vista lì, cioè di viversela a 360 gradi. Poi lasciamo stare la storia di Ricchetto, che come tante storie di tanti camper, problemi di infiltrazione, questi problemi qui, a me piace tantissimo il fare da te e mi ha inculcato ancora di più, cioè mi è piaciuto ancora di più il camper, proprio perché mi garbava a aggeggiare e fare questi lavori, però quello che a me mi ha preso tanto e che continuo ancora a pensarlo perché lo vivo in questo modo, che il camper ti fa vivere una vacanza a 360 gradi, in senso, almeno come la vivo io, perché ti ripeto, facendo parecchia libera, ti vivi proprio la vacanza in tutti i modi, insomma, in quel modo, insomma. Basta, poi non aggiungo altro. Il canale è arrivato da questo perché seguivo canali quando dovevo fare i lavori, e spero di dare quelle piccole idee, quelle piccole cose a gente che ne ha bisogno. Spero di fare delle cose giuste, insomma, degli altri. Guarda, Beppe, ora, cioè, a parte va bene tutti che mi fatto della storia mia, no? Sì. Cioè, grazie Andrea, no? Il grazie è solamente a voi che comunque siete lì a ascoltare delle cose che per qualcuno possono essere banali, per qualcuno no, a qualcuno piacciono. Io sono una persona che si tiene molto le cose per sé, ok? Mi apro con le persone a cui mi voglio aprire. E per me comunque parlare live, parlare con voi, è come essere veramente davanti a tutti i nostri campi con le nostre seggioline e berci una birra insieme. E purtroppo in questo momento, al FOO, sempre, il FOO ci vuole sempre. E purtroppo in questo momento la cosa che più manca è questo. E infatti non vediamo l'ora di uscire, ma non per una cosa di siamo usciti, no, proprio per condividerle insieme queste cose. Cioè sarebbe bello veramente un giorno non fare una live perché siamo tutti insieme a parlare dal vivo. Cioè, capite cosa voglio dire? Sì. No, sono d'accordissimo. Cioè, cerchiamo di farvi, diciamo, tra virgolette, compagnia, anche con una live proprio presa all'ultimo secondo. Meno male, io dico, meno male abbiamo il nostro medico che poi mi strappa un sorriso, perché me lo immagino già. Perché lui quando scrive, io il problema mio è che
io stimo tantissimo i romani, perché quando vado in formazione per lavoro, o vado a Milano o vado a Roma. Però in uno dei due posti comunque trovo sempre i romani. E Beppe, credimi, che Fanno finita, schiantare. diciamo, la formazione, cioè dopo è uno show, perché Non trovi i meno romani male. che ti fanno ridere da appena finisce a quando le saluti, Sì, sì, no, e mi sono immagino d'accordo. lui che me lo dice in romano, capito? E come ci siamo arrivati? E ci siamo arrivati alle parrucche per colpa di Simona, che era sua moglie. Perché se no io e Beppe non ci siamo alle parrucche. Però poi, No, capito? È è tutta colpa così. della sua moglie. È tutta colpa della moglie. Ciao Antonio! Mettiamola così, Ragazzi, però. Ciao anche Antonio, l'ho Antonio. visto ora live, anche Antonio Sì, coi penso sia figli, entrato ora, sì. persone veramente Sì, speciali, conosciute a sì, Bologna. sì. Ho visto le Fenomenali, foto che davvero. sta rimodernando il campo e tantissima roba. Sì, 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 sì. Fenomenale anche lui, davvero. Allora, Basta che non siccome è fate la live passato. per di Bologna. Allora, siccome è passato, ragazzi, mezz'ora, 55 minuti, no? Lasciamo l'uno accanto. Siamo le 1 ora e 55 minuti, doveva fare mezz'ora, che doveva fare. Però guarda, se faccio davvero un piacere, perché vedi, quando non ti ne rendi nemmeno conto, il tempo passa. Vuol dire che comunque sia una discherata, un'altra, insomma, ci stavo dei argomenti, non argomenti, ma alla fine siamo arrivati a 2 ore di là. Belli, Questa oh, simpatici, belli. siete troppo belli. No, belli, belli, ora sembra esagerato. Forse la parrucca può darsi, ma senza no. Allora, c'è questa cosa di scambiarsi i canali o di, insomma, di scriversi così. Ve lo giuro, non ci si organizzava. Vengono a No, me no. fuori così proprio perché vedevo nella chat, perché io ci vedo nella chat un monte di gente che ha il mio canale e conosco e No, che hanno. aspetta. Sicché mi sembrava il minimo fare questo. Aspetta perché ora arriva un messaggio di Danilo, Eh, che ora lo metto, eh. Aspetta che lo sai che arriva di mezz'ora. ritardo. Se mezz'ora con gli accademici solo per dire No, ciao. no, aspetta. Ah, no, 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 aspetta, 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 aspetta. Ah, ma perché non si vede i messaggi di Danilo? Che ne so? Mostra, fai vedere. Oh, non lo so che Ah, forse succede. perché ha detto qualcosa. Ma dove cacchio è? Ah, può darsi se ha detto qualcosa e non. Nulla, ha detto culo, culo, culo. Cioè, cosa ha detto? Culo, wow, oddio, mamma mia, ragazzi, accidenti. No, allora, questa cosa, sì, sicuramente le sta, può darsi bloccata, e sta a levare i messaggi, può essere. Può essere, Flavio? Dicelo te, Flavio, insomma. batti un colpo. Batti un colpo, battene a lui pure il colpo, eh. No, no, a te ti batto il pino. Pino. No, perché quando si è capito non puoi selezionare il messaggio che gli ha mandato. No, non so come mai non me lo dà. Comunque era un messaggio ganzo, vabbè. Vabbè, tanto vabbè, questo non è colpa nostra. Sì, sì, Ah, può sì, sì, può essere, essere, Flavio, dice Flavio. perfetto. Vabbè, oh, Grazie. cioè, culo, ragazzi, è l'ultima No. delle cose, cioè, si scanneggiano per culo, Cioè, cioè, se è detto finora a cazzo e mazzi e cazzi e pazzi e cose, vabbè, vabbè, vabbè. vaffancuore, vaffancuore. Vaffancuore, vaffancuore. Cioè, l'altra volta c'erano quei due, vabbè, vabbè, lasciamo, andiamo piano. Ma come mai, ragazzi? Anche No, troppo in scusami, aiuto. c'era mio figliolo che sembrava il terremoto, è Eh. andato in bagno. Ah, buono. Non so. Creda anch'io dopo farò il terremoto, eh. Creda anch'io. Allora, No, guarda, credimi, ho detto, ma cacchio, sta venendo giù la casa, era mio figliolo andava in bagno. lo stesso tante altre belle persone, mi fa molto piacere, amore, conoscenza, Grazie. beh, ci fa piacere, ci fa piacere. No, ragazzi, a parte gli scherzi, ora penso sia davvero le 2 ore, l'ora che vi salutiamo, però a parte gli scherzi, ora voglio ripetere questa cosa, A noi ma romani non ci parlano perché, di default. ma sì, sì. No, purtroppo capita, questa cosa qui capita, mi è capitato spesso nei commenti che vengano cancellati da soli da Comunque, YouTube oh, o a da me, cose. guarda, lo dico io. Allora, aveva scritto Danilo, beati voi che ci Eh, avete i capelli. ok, Io ho più peli lì che sì, in testa. Cioè, questo era il messaggio.
Cioè, più peli lì voleva dire più peli nel culo, nel buco di culo? Sì. E che c'è da... Ma noi ragazzi siamo naturali, ma chi è che non ha i peli nel buco del culo? Oh, Ma io non lo so. Flavio, Daniele, il problema è Beppe che vuol chiudere, non sono io, è Beppe. Flavio, è sempre colpa mia, chissà come mamma è sempre colpa mia, ragazzi. C'ha l'ansia, vuol chiudere. Sì, c'ho l'ansia. Ma Remma, ragazzi, guarda, cioè, allora, no, a parte Ciao gli scherzi, Mario. questa cosa però la voglio. Ciao Mario, ora, no, 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 io saluto. Ciao Mario. Ciao Mario. Ha scritto che è da diverso tempo che ci segue, pur non avendo un camper, causa di forza maggiore, sono in cassa integrazione più di un anno, ma spero che prima o poi riuscirà a prenderlo. Lo speriamo anche noi. E quando riuscirai a prenderlo, mi auguro prima possibile, per favore contattaci e dicelo, che sarà per noi una festa, sarà per noi una bella notizia, credimi. Sicuro. Ma Beppe è vecchio, cambia compagno. Ah, ok, va bene. Va bene, Flavio. Beppe. Oh, domani non lavora nemmeno domani. No, allora io non è che io domani, Madonna, eppure gli ho mandato anche un messaggio in privato al signorino. Lo devo leggere? No. Quello ce lo mandano, Quello ce lo mandano, No, a parte gli scherzi. No, comunque questa cosa la voglio ridire, Questa cosa. Allora, ripeto, per chi ha canali, ok? E per chi, e se già comunque detto durante la live, e per chi ha i canali ma non si è detto, per favore, ci fa davvero piacere. Scrivetelo sotto commenti, ok? Ci basta anche solo il nome con il pollice all'insù e non si capisce appunto che avete il canale così, e si metterà i link in descrizione sotto alla live. A noi ci fa davvero piacere comunque davvero condividere questa cosa, cioè non si sta dicendo tanto per dire che non siamo gelosi, non c'è, assolutamente, per noi è una cosa davvero che si fa con piacere davvero. Sicché, cioè ragazzi, aiutateci a ricordarcelo. Non stiamo dicendo di Ale, di Arcadia, perché e veniamo tutti da lì. Sicuramente. Sarebbe una presa per il cuore, okay, dire andate a seguire Ale, perché siamo nati tutti da lì. Okay? No, infatti. Perché ora nessuno, non era una risposta a qualcuno che l'ha scritta, cioè mi è venuto in mente perché sembra quasi, questi due parlano di tutti i canali tranne che di quello. Cioè, si nasce da lì. Cioè, cosa vi devo dire? Cioè, è il nostro maestro, è il nostro amico, più che maestro è amico. Ragazzi, se siamo qui noi è grazie a lui. Non è che... Cioè, allora aspetta, mi sono spiegato male perché io mi spiego spesso male. Allora, è grazie a lui in senso che ci ha appunto cresciuto, ma è grazie a voi che avete fatto crescere il nostro canale, ok? Sicché è grazie a tutti. Luigi gli ha scritto povero Beppe, cioè vedi, è l'unico che gli può pena. Ragazzi, Beppe, Luigi, voglio dire due cose, no? Io ringrazio veramente tutti, ok? Perché comunque, pur diciamo non facendo dei video spettacolari come facciamo visto noi, cioè su un video con un montaggio classico, diciamo, comunque con dei lavoretti che andiamo a fare, cioè far crescere questi due canali, okay? Specialmente due canali, non uno, ma due separati insieme, okay? È una cosa molto bella. E vi dico, io quanti mesi è? 7 mesi, 8 mesi c'è il canale aperto, cioè il canale YouTube mi fa una stima da quando l'ho aperto la prima volta per guardare i video, ma in realtà è 7 mesi che c'ho il canale io aperto, che è nato tutto così per caso, e fare 450, quasi 460 iscritti in questi mesi con delle belle visualizzazioni a me mi fa solo che strapiacere, okay? Perché vuol dire che un minimo sia io che te lo portiamo. La gente che ci contatta ci fa strapiacere, come si dice sempre, è grazie a voi che si va avanti, perché se no non è che... sono d'accordissimo. Sì, guarda, Omar,
Omar, ti dico, a parte Omar gli è nato il canale quest'estate, che se non mi sbaglio, e ha una marea di iscritti e io sono sicuro che ne farà tantissimi altri per veramente per i video che fa e per diciamo, l'argomento che tratta. Però è vero, cioè non abbiamo né io né Beppe usufruito di servizi a pagamento per fare aumentare. È normale, la pubblicità Assolutamente. sui canali, pubblicità parlo il condividere i nostri video, non è che si fa pubblicità, Certo. condividere i video negli altri gruppi, comunque il passaparola, il gruppo Arcadia, il 5 in Camper, i vari gruppi aiutano, però è vero anche ragazzi che dietro c'è un po' di lavoro, comunque come si clicca iscriviti, molti si disiscrivono e ve lo posso garantire, sicché insomma tenere comunque sempre il numero di iscritti Se alto questo... fa sempre piacere. No, poi non è nemmeno semplice, cioè, allora non a tutti hanno gli stessi gusti, non a tutti piacciono, non a tutti possano piacere Andrea e Beppe, questo è normalissimo, cioè i like in su o il like in giù ci sanno e ci savranno sempre e forse sempre di più. Noi comunque continueremo, non è questo che appunto ci abbatterà, insomma, sperando sempre di dare qualcosa di... Anto ha detto una cosa verissima. Il segreto deve essere vero, sì, sono d'accordo, sono d'accordo, sono d'accordo, sono d'accordo. Io penso che, sai cos'è? Che molti hanno visto che comunque noi cerchiamo sempre di trattare cose, non novità, ma sempre cose nuove, ok? Non è sempre la Sì. solita cosa. Non siamo qui per, come si è detto prima, insegnare niente a nessuno, c'è gente molto più esperta di noi, c'è chi lo monta a destra, chi lo monta a sinistra, chi se ne. Noi accettiamo le critiche, prendiamo spunto da altri canali, cioè, guardate, veramente Ale per noi è lo spunto principale, poi tutti gli altri, come magari noi lo siamo per altri che ci stanno seguendo, insomma, Certo. il bello è quello, però la prima cosa è veramente essere se stessi, essere veri, perché ragazzi, cioè alla fine uno se lo deve fare per qualcos'altro, secondo me non porta a No, niente, il canale YouTube per assolutamente. altro, perché tanto ognuno fortunatamente ha il suo lavoro che porta avanti e niente, io sono stracontento e basta, non vorrei dire altro. Speriamo di continuare così con le live. Speriamo di portare meglio, diciamo, vai. Sì, poi ragazzi è Meglio. un peccato, è stato veramente un peccato non poter unire i due canali YouTube proprio insieme, perché si capisce bene che una volta la live da una parte, una volta la live dall'altra ci si va un po' di fuori. Il Sì, problema no, quello purtroppo sì. è che si perderebbe tutti i contenuti comunque condivisi finora ed è un peccato. Ok, sicché No, preferiamo far così, se l'ha condividere già, su Facebook. se l'ha già parlato di questa cosa appunto di Andrea, però sarebbe stato appunto accantonare ognuno i propri canali per farne uno, Grazie, Omar. però diciamo perdere tutte le visualizzazioni video degli altri canali, sicché abbiamo deciso di continuare YouTube diviso, diciamo, i canali YouTube divisi, però ci sa appunto questa, grazie a Dio, questa cosa delle live possiamo farle insieme, una volta si fa nessuno, una volta si fanno il mio e così via, insomma. E ci sa appunto per chi non lo sa, spero che si metterà anche quello in descrizione, ci sa il profilo Facebook in viaggio con Iberchetto, giusto? Berchetto? No, Sì. Iberchetto, sì. Sul profilo Facebook, sì, che se vi volete appunto iscrivere nel gruppo ci fa più che piacere, volete condividere le vostre cose con Amper, qualsiasi cosa, Ragazzi, Iberchetto nasce tutto eccola, è da lei, tanto, Cioè, davvero, noi proprio per davvero. far vedere che, cioè per far vedere, in realtà non bisogna far vedere nulla, però Anto su una live, due live, tre live, dice sempre Iberchetto, e noi abbiamo preso il nome di Iberchetto su Facebook. È stata lei, rimettila. È stata lei la colpevole, ok? Lei.
Tutta colpa sua. Sicché, Anto, grazie. Sì. Grazie. Perché da una... No, non era grazie in senso brutto, in senso buono. No. Perché da una parola, da un incrocio di due nomi, è venuto fuori questa cosa molto carina ed è venuto fuori questo, diciamo, gruppo. E il Pino, Luca, quando ci vedremo, ti prometto, Luca, che Andrea ti darà il Pino. Stai tranquillo. Oh, comunque, guarda che anche il fatto di sempre il Pino è importante. È importante, sì, è importante. Cioè, tutte le volte ci dicono di sto Pino, ragazzi. Oh, prometto, guarda, se riesco a trovare uno che mi fa l'adesivi per il camper, schiocco un Pino, ok? Dietro il camper, così, ce l'attacco. Adesivo. Piglia la Magic. Sì, ci metto il Pino. Il Pino. No, ma l'altra io comunque, sì, non so se voi l'avete visto, io ce l'ho dietro, il Pino di Andrea. Ah, cazzi tu se ce l'hai dietro il Pino, No, in senso ce l'ho con me. Ecco. Eccolo qua. Lo vedete? Vedi il Pino? Il Pino, lo cazzo è la telecamera? Oh. Comunque, Beppe, voglio dire, ragazzi, seguiteci sui canali, seguiteci su Facebook e Berchetto, metterò tutti i link, io li faccio fare. Anto, ci sentiamo, voglia. Perché il mio amico Beppe mi dice sempre, c'ho uno che conosco, mi fa gli adesivi, ma mica me l'ha fatto fare, sai. Ascolta, io è 2 mesi, quant'è che ho fatto il logo? Sarà 2 mesi? Ok? Allora, se lui è qui in live, non credo, ok? Mario, fammi gli adesivi, porca pip! Ok? No. Mi deve fare, ragazzi, c'ho gli adesivi, ho i portachiavi, ho gli accendini, cioè non ho un caso perché non ho fatto nulla. Ecco. Okay. Faremo, se riusciamo, gli adesivi. Ok, quella bisogna, anzi, se avete delle idee, guarda quanto, ragazzi, io vi condivido. No, se dicevo vi condivido, ma cazzo dico? Ma che cazzo ne so? Insomma, vi fa fare le cose con noi. Mettiamolo le parole mie. Se avete dei loghi e qualcuno gli gaba a disegnare o fa qualcosa di carino, dove diciamo per un logo nostro, per il Berchetto, mettetecelo nel gruppo. Come sarebbe bellino? Senti, qualcuno che sapesse. Mi sembrava l'esercista, che sapesse, insomma, quello che è. Sì. Che sa disegnare, magari sa anche in modo cartoon, tipo. Sì. Sarebbe bellino. Io e te con i camper dietro stilizzati. Top. Perfetto. Guarda, allora ci sa una foto, se non mi sbaglio, o io e te, di noi due con i camper dietro, mettiamola sul profilo Facebook, ok, del gruppo. Chi ci fa il disegno? Allora, voi ci fate tutti i disegni, guarda, vi faccio lavorare. In che senso vi faccio lavorare? Lavorate per noi. Allora, fateci un'idea, buttateci un'idea, un disegno. Questo è bello. Non ci avrei mai pensato, giuro. Questa mi garba. Meno male non ha detto la cartigianica per il culo. Però Anna, i sotto i bicchieri e le tovagliette al bacio, perché io facevo ai tempi, quando andavo nei pub, e la cosa, come si chiama, la collezione sotto i bicchieri. Poi mi passa. Gli rubavi? I sotto i bicchieri, certo, ne prendevo. E perché? Perché erano bellini. Ecco perché io quando andavo a bere un eramo perché tu mi fregavi di te prima. Fate il logo, io... guarda, ecco, Maurizio, già, grande Maurizio. Maurizio, guarda, credimi, ti stavo pensando, perché però ho detto, non ho visto il live, sinceramente. Maurizio, lo lascio, guarda, Maurizio mi ha fatto veramente vedere una cosa bellissima, che ha inciso, a parte il logo di Beppe, vabbè,
Ma Quello lì va no, bene. È Quello venuto lì- veramente... È venuto Maurizio veramente gli ha bene, fatto un no? ottimo lavoro, questo sì. Il No, logo no, di ma era Beppe per è il logo di quello. Beppe. Sì, mi Oh, immaginavo, no, ha fatto un bellissimo lavoro, ma io ho visto il quadretto, non so se si chiama quadretto, come si chiama, Sì, delle puntine, sì, belle, sì, spettacolare. sì, Ma sì, a parte loro, anche questo pubblicità per il canale, seguiteli, non sì, c'è sì. nemmeno il live, che non è che... Però ha fatto quello, ha fatto il portachiavi, mi sembra che abbia fatto il portachiavi anche Per da Ale Arcadia d'Arcadia. anche, sì, sì, Maurizio, sì. manco sono io, però sfruttiamoli. No, a parte gli scherzi, io purtroppo non ho un logo vero, però ho fatto dei lavori spettacolari, cioè Sì, sì. roba veramente, guarda. No, dai, guarda, allora, guarda, metto anche sta cosa qui nel co- Ragazzi, fateci qualche... Perché boccare la birra? No, Oh, alla fine apriamo un negozio. Vai, sto per Ah, vedere. Allora, a parte gli voi scherzi. fateli. Guarda, Allora, a voi me, guarda, fategli. Allora, siamo voi eccitati, fategli che eccitati. Sì, guarda, guarda, sono bagnato. Allora, Vedi, voi guarda fateli. Anna cosa dice. Come? Sara, non lo dire 2 volte, perché la seconda volta noi ti si chiama. No, allora, appunto, no, no. Allora, voi fateli, voi, a parte gli Guarda, scherzi, e poi metteteli sul gruppo Facebook, questa roba qui. Capito? A noi ci fa altro il piacere. sì, poi ragazzi, se volete, le mandate direttamente sul telefono di Beppe, vi do il numero in diretta che è Sì, 320 sì, sì. Come no? No, sì, ma guarda, ci fa veramente piacere. Sì, Cioè, se poi sì, uno ci dice, guarda, le stampo io, cioè, se dovesse piacerci, le facciamo stampa anche a voi, non è un problema. certo. Naturalmente noi non faremo stampe di 1000 adesivi, ok? No, Perché assolutamente. cioè, non avrebbe senso, tra virgolette, però ci piacerebbe iniziare a fare delle cose, ma anche stesso ora il logo di Berchetto, e anche il logo mio, io vi chiedo se avete delle idee. Io ho una foto del mio camper con lo sfondo, è bella, a me piace, ok? Sì, Però se sì. qualcuno mi dice, guarda Andrea, io avrei pensato questo, a me mi fa solo che strapiacere, e magari uno inizia a stampare questo, se inizia a stampare quest'altro, No, certo, noi no, ci fa... no. cioè se si può, se qualcuno aiuta noi e noi possiamo aiutare comunque queste persone, facciamo stampare direttamente a loro, ci farebbe solo che strapiacere, Non c'è cioè non problema, altro è... che... Sì, 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 no, no, sono d'accordo, sono d'accordo. No, a parte allora, ragazzi, ora poi basta perché le 2 ore davvero 20. Davvero, questa Ah, ma cosa qui Penny non l'ho ci... vista, non ho visto cosa gli ha fatto a Penny. No, non l'ho visto nemmeno io questo. Sicché appunto, se ci va, se vi va appunto, voi lo mettete appunto nel gruppo perché a Sara, noi ci fa tutto il metto i piacere. link sotto tanto. Sì, 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 no, no, si mette tutti i link appunto dopo. Anzi, ci pensi te perché è Poi il tuo. ragazzi, per chi ci segue, allora, io le metto in live, però magari capisco che riguardare il link della live è tutto. Per chi ci segue anche su Facebook, faremo un post, ok, tanto ci siamo, faremo un post dove metterò tutti i link e metterò per un pochino di tempo, diciamo, fissati in alto e poi diventerà un annuncio normale. Perché non le lascerò tanto? Perché io in cima al gruppo nostro di Facebook ho messo il canale mio di Beppe solo per un fatto della pagina e più che altro ci andrò a mettere delle regole, ok? Come abbiamo comunque sul gruppo Arcadia, perché anche il gruppo Berchetto sta crescendo, siamo tutte persone squisite, speciali, però sai, non sappiamo mai chi viene a unirsi nei gruppi, No. è giusto che quelle pochissime regole, più che altro di rispetto delle persone che fanno parte del gruppo, perché a noi facciamo presto, ragazzi, cioè il primo che manca di rispetto lo cancelliamo e lo blocchiamo. No, no, Però a no, noi d'accordo. non ci piace che qualcuno manchi di rispetto a delle persone che ci seguono, che questo Certo. sarà la cosa principale. Okay? Anzi, sia sul gruppo Arcadia, visto che io e Beppe comunque facciamo parte della parte, diciamo, come amministratore e moderatore, che sul gruppo nostro, se c'è qualche problema, scrivetecelo, come è successo oggi, che noi interveniamo sempre. Ok, Certo. su quello state tranquilli. Sì, sì. E basta, ragazzi. Sì, Idee ce ne sono tantissime, bellissimo. Guardate, via col vento, no, la chiudiamo. Idee ce ne no, sono state tante. ci ha Mi è fatto piaciuto veramente piacere. tanto, ci ha fatto piacere. Scriveteci comunque, gruppo Facebook, Iberchetto, Telegram, c'è il link fissato in alto sul gruppo Facebook. Venite, scrivete, salutateci appena vi iscrivete
E, i canali? I canali, Beppe per adesso solamente quello YouTube, ok? E va bene, la pagina Facebook anche sua proprio di Cricchetto, comunque il canale YouTube di Beppe, il canale YouTube mio e Instagram per adesso ce l'ho solo io, ok? Che è In Viaggio con Bergen proprio. Niente, ragazzi, è stata una bella serata. Sì, davvero, dai, ora vi si saluta perché davvero un'ora e mezzo quasi. Anche perché ragazzi, è finito, è iniziata. Appunto. Ragazzi, grazie mille di aver stati con noi fino a ora per 2 ore e mezza, insomma, ci ha fatto davvero tanto piacere. Comunque la prossima volta si fa di 10 minuti, almeno dura un po' meno. Sì, appunto, sì. Ragazzi, un abbraccio forte e un salutone a tutti. Buonanotte a tutti e grazie di stare con noi. Ciao belli. Ciao ciao.